Diciamo, vi guardo nell'anima, come state? Come va? Sono occhiali un po' particolari. Sono messo in una mise un po', insomma, da ultimo dell'anno, ecco, lo facciamo, lo anticipiamo. Sono occhiali che poi diventano TVB. Anticipiamo tutto. Potrebbe essere il video leggermente non super fluido, magari perché sto spingendo al massimo. Sto spingendo al massimo le mie possibilità tecnologiche, potrebbe rompersi tutto. Siamo live con Fan Rating contemporaneamente, gli amici di Fan Rating a cui faccio gli auguri. Veramente di tutto. Cerchiamo di fare tutto il possibile per la bellezza. E vi dico subito, a voi che magari guarderete questo video dopo, quindi lo dico subito, lo dico a inizio video proprio per questo, voglio da voi su questo video, su questa live, sotto nei commenti a fine video, quindi voi che siete in questo momento dal vivo ne possiamo parlare, ma vorrò anche da voi un commento dove mi direte il momento più bello dell'anno 2021, ovviamente riguardante il Napoli. È un'idea di Guido Gentile che voleva raccogliere 5 momenti più belli. Io selezionerò poi tra quelli, magari un commento viene condiviso da più persone, quindi c'è il mi piace, e prenderemo i 5 momenti più belli della community del Caffè Napoli. Guido, i rumori, Guido farà poi lo stesso, Guido, speriamo che possa passare dopo per un saluto. Questa è una live speciale che facciamo tutti insieme. Adesso vi saluto tutti quanti, come vi vedo, siete fantastici. Quindi volevo dire questa cosa in anticipo. A fine video lo potete fare stasera se vi guardate tutta la live, oppure domani, martedì. Voi per martedì fate tutto e quindi uscirà poi un video di recap di questa cosa, solo cose belle, e quindi andiamo un pochino a salutarvi, che poi tra un po' lancerò anche un po' di inviti, e vediamo chi ci vuole venire a salutare in live, in video. Sono pronto. Scoppierà tutto, lo so, perché sto spingendo al massimo. Però che fai? Non ci provi? Ci devi provare. Quindi salutiamo StreamYard, che comunque ci accompagna in questa avventura, Mauro, il Tore, questi sono i like preventivi che io adoro, Stefano, Francesco, c'è Polli ovviamente. Polli, tu riposati, non ti preoccupare, riposati. Davide, l'ottimo Fabio Versatile. Vedete Davide che già parla del 2020, una macumba, infatti sì, dopo ne parliamo con calma. Vincenzo Notari Giacomo, al quale poi ricordo un'altra cosa, quindi me lo metto, guarda, lo metto qua tra i preferiti questo commento, perché poi vi devo dire un'altra cosa importante. Buonasera System Failure, ancora Luigi, Marietto delle Vedove, anche a te, riposati, sappiamo noi queste cose, Max Allegri che non manca mai, Stellina, Gennaro, Stream Elements che corre, running, sono tutto a posto, resistete, giustamente, I am Rui Mario, purtroppo ci mancherà, Pep Di Palma, Salvio Romano, Francesco Perrone che mi ha mandato due meme proprio memorabellini su Instagram, straordinario, Giuseppe Reale, Lucio, Simone De Falco, Rocco,
lo so che così funziona, ma non è così che deve essere. Aspetta. Allora facciamo così. Voi adesso mi sentite, però non va bene. Datemi la conferma. Mi sentite, ma non va, dico io che non va bene. Mi sentite? Ok. Però questo è un sistema diverso, va a finire che non funziona. Allora voi fermi tutti. Io provo a chiudere e riaprire, ma non chiudo la live, chiudo solamente una cosa del software, rompo tutto immediatamente. Poi vediamo subito così. Siate fiduciosi. Quando è uscito Mertens, ma capite, tutto a posto. Aspettate un attimo. Esatto. Allora, aspetta, che mo può essere che è doppio, ma risolviamo tutto. Tutto a posto e adesso mi sentite bene. È chiaro? Fatto la fine del lo so, e mo lagga e adesso va a scatti e va benissimo. Ma io come faccio? Ma tutta la storia l'avete sentita prima? Perché lo so, e tutte le cose, i commenti, le cose. Meglio? Ok. Siamo fragili tecnologicamente, Donata? Assolutamente sì. Direttore della comunicazione, forse ho bisogno di mezzi tecnici un pochino migliori, però vabbè. Ok. E che eleganza, Gianlu, sì. Niente rumori incredibili, sì, proprio ho tolto tutto, assolutamente. Buon anno anche a te, amico mio, e a tutta la community, ovviamente. Recap. Ma veramente il bello della diretta, ma non è il bello che sta pure la Francidea. Franci, ce lo giochiamo io e te. Lo volete capire o no? Siamo il Napoli e l'Atalanta, il resto non conta e noi facciamo un campionato a parte, il Napoli e l'Atalanta. Ah, questo mi stai provocando. Distruggo proprio tutto completamente, perché se già tutto questo rompe tutto, vabbè. Ho bisogno della VAR per rivedere tutto. VAR, allora. Silenzio parlagnese. No, vabbè, ma Polli, ma figurati. No, Giacomo, io per voi mi sono messo così. Assolutamente per voi. Ci guardiamo nell'anima con eleganza. L'eleganza è importante. E poi dopo devo andare a suonare. Ma questo è un altro paio di mani. Andrò a suonare nudo, non c'è problema. Atlanta, Georgia. Allora, Han Solo, I take this message to say something. Dai video del Panariello alla grande, Shai. Allora, un bacio a tutti. Voglio ricordare, lag o non lag, questa cosa qui, per tutti gli amici della community, siamo a 10 minuti, quindi magari se lo vedono anche dopo. Live Ambrabam. Succede questa cosa, poi ovviamente il brand, i nomi, lo amano un momento, Maciel, come si leva quella scritta Valerio Fluido, il logo? No, sì, nomi dei partiti. Ecco qua. Allora, lag, tenete duro, tanto la voce si sente bene. Spazio Napoli Official cerca tifosi del Napoli che vivono all'estero. Voi andate su Spazio Napoli Official su Instagram, se siete della community del Caffè Napoli, molti di voi vivono all'estero e sono dei grandissimi tifosi come me, appassionati del Napoli, eccetera, eccetera. Cercano dei tifosi del Napoli che vivono all'estero per fare un video, poi se vi selezionano voi scrivete a loro, scrivete loro, insomma l'italiano in curva, e per fare un video per dimostrare eccetera eccetera, che poi chissà potrebbe essere ripostato chissà dove. Quindi io sono contentissimo, molti amici bellini anche su Instagram me l'hanno contattato, ha detto devi farlo tu, assolutamente sei proprio tu, eccetera eccetera, hanno taggato, loro mi hanno contattato e lo farò. Se altri amici bellini che stanno insomma all'estero e che hanno intenzione di mostrare la propria passione con un bel video, poi dopo loro faranno un recap generale dei tagli e delle cose, e quindi
mi faceva piacere ricordare questa cosa anche a quelli della community, perché molti, è chiaro che una grande maggioranza è di Napoli, ma ci sono moltissimi tifosi all'estero. Valcaturo vale, e non lo so, Kepler, credo di no, credo che cerchino proprio fuori Italia. Noi non ci considerano in Italia, quindi se già stai a Roma, a Formia, già sei all'estero, però quelli dell'estero possono provarci e vediamo un pochino. Nel frattempo leggiamo un pochino di messaggi, ragazzi. Ovviamente questa è una live dove ci facciamo gli auguri, adesso lancio anche un pochino di inviti. Voi, argomento libero, volete parlare di qualsiasi cosa, ne parliamo. Credo che la questione Malquit sia la questione più importante in questo momento. Noi aspettavamo ancora un'ufficialità, non ho dato la notizia come ufficiale, Uccellini mi confermano questa possibilità di Malquit positivo, che ci mette nelle chiavette più assolute, perché o devi rischiare Gulam o devi rischiare Zanoli, sono due rischi diversi da titolare, stiamo parlando da titolare perché non c'è nessun altro più. Zanoli, buttarlo nella mischia contro la Juventus da subito, la pressione, un ragazzino potrebbe far bene. Gulam, buttarlo nella mischia da semi infortunato. Gulam dice che è pronto, ovviamente, ma se la sua nazionale non lo convoca e le altre nazionali convocano Osimhen distrutto e Koulibaly in recupero, ovviamente dobbiamo tenere presente che è un ragazzo, Gulam, che non ha i 90 minuti nelle gambe e potremmo rischiare ugualmente. Di conseguenza, la situazione di Malquit la teniamo in stand-by. Non credo che a quest'ora escano nuove notizie ufficiali. Il Napoli fa i tamponi, li ha riprocessati, eccetera eccetera, per avere probabilmente la sicurezza. È una di quelle notizie che ci potrebbe arrivare domani mattina, per capirci, e quindi o magari stanno aspettando di comprarlo un difensore e poi dare la notizia per non farci prendere dal panico, perché io sono preso dal panico andare contro la Juventus, che c'hai solamente ti sono rimaste solamente Di Lorenzo, Juan Jesus e Rachmani, e altri due, uno è un giovanissimo e l'altro è mezzo infortunato. È veramente complicato, però noi attendiamo tutte le cose, voi fatemi sapere tutte le cose belline. Nel frattempo lancio messaggi. Grazie Mark che me l'hai fatto sapere, perfetto, quindi la donazione ha sparigliato un pochino tutto l'audio, vediamo un pochino se ricapita, ma ovviamente non lo possiamo sapere. Lancio un link a un paio di gruppetti miei, vediamo un pochino cosa succederà e cosa. Io sono pronto con le cuffiette, ognuno di voi, così dopo questi due cose potremmo anche allargarci, coinvolgere il canale Telegram, coinvolgere il gruppo Telegram. Che ne sai? Vera la trattativa per il centrocampista tedesco del Borussia? Marco, io le prendo tutte con le molle queste trattative, sono uscite talmente tanti nomi, ne continueranno a uscire. Io credo che in questo momento centrocampisti e attaccanti non possano essere una priorità del Napoli, anche se ci farebbero comodo. Sappiamo che dobbiamo rinunciare a quei 4 dell'Apocalisse con la Coppa d'Africa, poi ritorneranno, speriamo ritornino bene, ma la priorità assoluta è un difensore, su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda Tuanzembe, a me non dispiace da quello che ho visto negli highlights. Ovviamente gli highlights vanno presi con le molle. Continuo a pensare che un giocatore che viene dalla Premier abbia una possibilità in più di far bene nel campionato italiano. Perché la Premier è insomma è una lega dove l'intensità è importante, dove si corre, dove c'è la fisicità, altrimenti non giocheresti proprio. E quindi un giocatore che comunque è stato scelto dal Manchester United potrebbe fare la riuscita di Tomori al Milan. E metto le cuffiette per salutare un grandissimo amico del Caffè Napoli 1926, che è il nostro Mario. Buonasera. Quanto è bello, guardate. E molti capiranno adesso, perché non lo sa, perché tu da come scrivi sei altro che maggiore, tu sei laureato. Signori, Mario Delle Vedove, uno dei nostri mod. Ciao a tutti. Come stai, Marietto? Un po'...
Non benissimo, ecco. Sono quasi tipo anch'io come tutti praticamente. Tutti. Se la stanno prendendo tutti ed è arrivato anche a me, quindi però al nostro malissimo. Si resiste, si può resistere. Esatto. Ti salutano. Sono al contrario, quindi sono in confusione. MP, aspetta un attimo, MP, vediamo se mi continuano a sentire, perché la donazione fu quello che scombussolò tutto. Vediamo. Vedo un attimo dal telefono. Tu continui a sentirmi via stream. Io sì, ti sento. Perfetto. E ringrazio MP, io poi adesso vorrei fare un ringraziamento, questa è stata una donazione super generosa. Sì, è il mio preferito e io non riesco a... Grande Marietto, veramente, veramente alla grande. Si sente benissimo, grazie ragazzi. Bene. Diamo soddisfazione a MP, poi adesso varie notifiche, si scoppia il telefono. Benissimo, benissimo, forte e chiaro, ce l'abbiamo fatto. Grande amico Bellino MP, che ringrazio, magari per la privacy noi lasciamo MP, ma ringrazio tantissimo. Mi saluta Bobotta. Sempre. Buonasera a tutti. Marietto, io ho chiesto questa cosa un po' a tutta la community e dopo porrò i commenti, così li recuperiamo, perché i commenti sulle live di solito sono di meno e io posso anche leggerli tutti. Adesso sta diventando difficile leggere tutti i commenti. Hai un momento che ti viene in mente dell'anno che sta per finire, che ti ha dato più emozione, un momento bello? Ecco, perché poi i momenti brutti ce li ricordiamo tutti, ma il momento bellissimo per te. Allora, diciamo il momento bello per la partita, comunque era vicino al compleanno di Diego, cioè all'anniversario della morte, e il gol di Mertens, quello là, il primo che fa con la Lazio, che ha fatto la doppietta, però il primo è stato qualcosa di meraviglioso. Eravamo già passati in vantaggio, se ne è scattato 3 di loro e ha messo quella palla ed è stata apoteosi per me. In inglese il telecronista, lo ricordo ancora perché vedi, questi sono i momenti, questa è la cosa bella che ci aiuta a spiegare noi perché, ma che tifiamo a fare se non vinciamo mai? Tifiamo per questi momenti qua. E ricordo addirittura il telecronista inglese che dice drop of the shoulder, quando Mertens fa quel movimento che mette a sedere il primo difensore, in inglese lo chiamano il drop of the shoulder, che è proprio una caratteristica del dribbling di Mertens. È un movimento che anche se non tocca il pallone fa cadere il difensore e guadagna, veramente bellissimo, grande momento. Sì, quello forse è uno dei più belli. Ringraziamo Tore Falanga sempre, che con la sua donazione ci ha sconvolto dall'età anagrafica del Marietto, perché è solo quella anagrafica, poi quella mentale è molto più alta. Buonasera. Vedi tutti che ti salutano. Troppo the show. È proprio così, è fantastico. E quindi vedi, anche qui mi emozionai malamente, piansi addirittura. Noi questi siamo. Questi. La tua faccia quando hai capito che non ti sentivamo, questo è il mio best moment. Stefano, non hai torto, anche perché per un momento ho avuto il panico che non avevate sentito nulla di tutta quell'introduzione per me importantissima. Io non lo so che cosa vi siete persi. I primi 2 o 3 minuti poi avevamo sentito, poi c'è stata la donazione e hai iniziato a parlare un minutino. Ma una roba fantastica, una roba meravigliosa. Davide per esempio ci dice il momento più bello, l'omaggio di Napoli e del Napoli al re di Napoli, Diego Forever. Sì, Davide, mi raccomando, lo dico a Davide come lo dico a tutti, questi che mi state scrivendo qua, io li leggo, ovviamente risulteranno, però andranno persi, tra virgolette, quando vado a fare il recap e quando andrò a scegliere i 5 finali. Quindi se avete tempo e modo, a fine live me lo riscrivete con un commento che rimane e posso
perché poi ad andare a vedere i commenti nella live è una cosa molto complicata, perché devi andare a cercare il minuto esatto. Il minuto diventa dove impossibile. ha scritto il commento, quindi è impossibile. Fantastico. Marietto, ma Marietto ha i suoi genitori. Che tra l'altro salutiamo con affetto, perché insomma sono persone di livello anche loro. Avevo letto una cosa divertente, poi non lo so se è rimasto. No, qualcuno che dice, ecco qua questo. Mi sembra di vedere Valerio con Guido Gentile da piccolo. È bellissimo, perché in questo periodo poi del cinema, no, si fanno sempre i paralleli, gli flashback, è troppo bello. L'arrivo di Spalletti, ci dice Stellina. Max Allegri, io ho in testa il sorriso di Mertens quando non riesce a raggiungere la palla per metterla in porta sempre contro la Lazio. Sì, quello è stato un bel momento, perché alla fine è proprio bello il fatto che lui si diverta, quando gioca a pallone si diverte. Veramente. È bello. Per me è sempre la vittoria contro la Juventus, è uscita scritto proprio bene, tranquilla, e non c'è problema. Mario mi ricorda Vincenzo Meppata a me, ovviamente il richiamo a Miseria e Nobiltà, dove c'è il piccolo che viene indottrinato per non perdere il posto di lavoro. Sì, geniale. Quello è stato un commento memorabilino geniale. Il figlio di Guido Gentile. Il gol di Culi contro la Juve, e non c'è male anche quello lì. Manu, avvisati, recuperiamolo. Che peccato che sei positivo, Marietto, potresti essere stato utile per Spalletti. Amici, un abbraccio grande, grazie mille Manu. E le mie qualità non sono eccelse, magari più ad aiutarlo in altro, ma le mie qualità calcistiche non sono eccelse. Magari ci possiamo far dare una mano in campo da un altro amico. Però è picciana luce, perché veramente la situazione. Ma la luce è un motivo. Ah, ecco. Allora devo mostrare che anche io sto in difficoltà con la luce. Ti avevamo perso per un attimo, ma ho capito a cosa ti riferisci. Sei un grande. Ho creato l'atmosfera, diciamo, che è un po' lo stato d'animo di tutti i tifosi, diciamo, da mo' fine uscendo in gennaio. Quindi penso, un saluto a tutti. La Batcaverna. Il gol di Rachmani su punizione con schema, anche quello molto molto bello, assolutamente. Salutiamo Ludovica. Il mio momento più bello di quest'anno è quando Conate risulta tristi. Fabietto, io ti chiederei, ti chiamo Fabietto, adesso ma sei comunque Fabietto. Io ti chiederei di uscire e rientrare, se puoi, sperando in una connessione leggermente migliore, perché se ti perdiamo è un peccato. No, la luce va bene, però pure l'audio che ogni tanto. Diciamo è una live piena di problemi tecnici. Ma io lo sapevo che sto spingendo troppo, e l'ho voluto fare, ma forse mai più. Troppe sto chiedendo troppo alle mie possibilità. Allora, io ci sono. Dimmi Fabio, ripeti. Il mio momento è stato la parola risultatisti. Sì. Però bisogna fare un'altra parola. Riposivisti. Aspetta, me la devi dire bene, perché ti sei bloccato un attimo. Credo di aver capito. Dilla tu. Dobbiamo coniare la parola riposivisti. Riposivisti. Perché positivo 2 volte, capo pure Lozano.
positivo 2 volte e nessuno là dice ma ha nominato Lozano quando si mette. Bravo. Tutti so Simen. Tra l'altro anche Fabian 2 volte, anche Zanoli 2 volte. Politano. Sono sfortunato, Politano, loro sono sfortunato, si merda. Io non sono poi così, capito? È un Maretti, tu che dici? Maretti 1 più 1 fa sempre 3, giusto? No, allora, il fatto di Osimhen io non si vuole dire quel che si, però possiamo capire perché la gente considera Osimhen stupido quando lo prende 2 volte, gli altri invece sfortunati. Valerio Fuglio. Senza dire perché poi qualcuno qui. Allora, nel frattempo qualcuno quello è stato un momento incredibile. Qualcuno mi diceva un po' così con l'eco, ovviamente quando c'è Fabio Versatile uno lo deve preventivare, facciamo un pochino di necessità virtù. Esultanza di Mertens. Migliore partita del 2001, ecco, del 2021. Venom, noi possiamo tornare indietro con la memoria, poi la mia memoria, lo sai, mi devo sempre far aiutare dai miei stessi video. Ce ne sono state parecchie che ci hanno esaltato, non solo quella della Lazio. Però Polli per esempio mi chiedeva anche migliore partita e peggiore partita. Anche questo si potrebbe fare, ma è chiaro, quale metti? Marietto è caduto un attimo. Quale metti? La partita è semplice, è semplicissima la partita peggiore, quella dello Spezia di quest'anno, però che stava allo stadio senza proprio, vince proprio a mani basse. Rientra Marietto. Ecco, era partita improvvisamente la connessione. Ma figurati se non ti capisco, è proprio la storia della mia vita. Allora, avevo visto un altro messa la connessione. Uzzal. Ma tu dici Oddal, ma io mi ricordo che nella voi mi disgustato Uzzal. Lo diceva nel commedia di Edoardo. Facciamo una petizione per cambiare i cori del Napoli allo stadio, perché sinceramente non mi piace nemmeno uno. Io sono rimasto all'inno di Dino D'Angelo. Fabio, ti coinvolgo in questa cosa perché tu sei stato recentemente allo stadio. Io l'ho buttata lì, distinto, l'ho detto, quella cosa mi sembra una lagna, è un po' moscia. Dal vivo, come ti risulta? Sono stato 3 volte allo stadio l'ultimo mese. 3 volte Napoli-Bologna, Napoli-Empoli e Napoli-Spezia. Quando inizia quel coro devi credere. Mamma mia, perché io me lo ricordo in Serie C, in Serie B da ritmo, perché la più prova. Ora non lo so, per il fatto che magari non sono i truffi o magari la gente va allo stadio proprio demoralizzata, però io ho visto questo Spezia e Salvatore c'è presente dove Falanga che stava con me, gente a terra con le mani in testa, cioè in silenzio, io da culpa mi sono visto la partita di Napoli, è impossibile, dovete fare, mamma mia, la lagna proprio un vittore, veramente, non dare ancora che non dare. Amico mio, ovviamente Fabio, no, lo devo bloccare. c'è amicizia, quindi lui lo sa, io devo bloccarlo perché non si capiva un cazzo. Vabbè, no, è perché stava diventando, sai, quando si blocca ogni tanto, vabbè, però stava diventando quella cosa dell'MP3 che si allunga così e non poteva essere. Quindi, il coro. Prova ad uscire e rientrare e riproviamo, però diamo per certo e per una volta e per tutte che non è StreamYard, non è il mio browser, non è il tuo telefono, lo diamo per sicuro perché è sempre stato così. Comunque, sul fatto dei cori, sì. Allora, io sono stato l'ultima volta a Napoli-Leicester che alla fine è andata bene, però è vero che in quella partita lo stadio era poco, c'era veramente poca gente,
il coro era solo quello, cioè, veramente solo quello si è sentito. Io sul fatto dell'inno di Nino D'Angelo a me personalmente non piace, però quello è un gusto mio. Però, cioè, ricordo quando ero fanciullo, per me è poesia, è un coro che è poesia. Vero. Andando un po' più recentemente, anche Conquista la vittoria, un coro abbastanza vecchio, che è bellissimo, ma anche andando più recentemente, Un giorno all'improvviso è un bel coro. Fa discutere, è una bella considerazione anche questa, Marietta. Vediamo se Fabio lo recuperiamo a livello di audio, lo vedo bloccato, frizzato. Oltretutto Spider-Man sta tutto al contrario. Vedi, veramente no. Funziona. Avete ragione, proprio con Marietto presente mi sono lasciato andare, chiedo venia e perdono. Vabbè, un po' sdoganate alcune parole purtroppo anche in TV, ma noi dobbiamo essere superiori, non c'è dubbio. Soldate innamorate perché non lo fanno più, anche se quella poi quasi dovrebbe essere come si dice, per le vittorie, cioè è talmente legata a quel momento poi delle vittorie assolute che quando poi non vinci l'hanno utilizzato al contrario contro di noi per sfotterci, e poi c'è sempre la doppia valenza quando fai un gol, soprattutto perché molti delle altre tifoserie, soprattutto più a nord, riconoscono i nostri cori perché sono di Napoli, quindi certo. Allora, vediamo altri messaggi. Ragazzi, siamo arrivati a 100 like, ma non per me, per Marietto, ovviamente. Io l'ultima volta avevo visto Polli, probabilmente stavo arrivando, avevo visto Polli fare i soliti fuochi d'artificio sui 100 like, quindi penso che si sia arrivati. Quindi allora, penso. Facciamo i complimenti. Vincenzo è uno che dovrebbe fare quel video che dicevo da napoletano all'estero, e Stellina invece ci dice la faccia di Valerio quando ha saputo il nome di Baby Ciro Mertens, che ragazzi questa cosa ovviamente aspettiamo sempre delle conferme, però l'ultima quando Kat ha postato la cosa che c'è Driss, Kat e Ciro, lì ci è venuto il dubbio che probabilmente stanno per farla questa cosa e potrebbe avere il doppio nome, magari un nome internazionale con Ciro a fianco, sarebbe comunque un regalo che fanno a Napoli. Che bello. 150? Si può fare di meglio, ma vedo un Fabio Versatile in movimento. Vai Fabio, no. Credo in te. Ma sarà colpa mia. No, ma io ci provo, io non è che non ci provo, fammi entrare, sei entrato e lo sai, vedi, mo ti vedo che ti muovi, parla. Sei elegantissimo stasera. Ti ringrazio, amico mio, ogni tanto si può fare. La gallina canta, 150, la gallina canta. Allora, vai Max, tu sei in amicizia, puoi chiedere tutto quello che vuoi tu, questa è una live diversa, speciale, siamo veramente, vai, liberi. Sta pure il Baby Fox. Si muove solo, è muto. Vabbè, quello Fabio. Vabbè. Vai, aspettiamo tutte le vostre domande, le diciamo in inglese, le parole meglio, probabilmente meglio. Miglior giocatore del 2021. Questa pure è interessante. Faccio rispondere prima Marietto. Miglior giocatore del 2021. Ma sai, secondo me Zelinski. Ha due ha fatto un gran bel girone di ritorno l'anno scorso e quest'anno comunque sta facendo bene, anche se all'inizio i classici giornali dicevano sta giocando male Zelinski, in realtà comunque giocava male ma non segnava tantissimo, quindi i classici giornali malissimo Zelinski, vabbè.
quelli sono classiche cose. Però Zielinski poi nell'ultimo periodo sta anche segnando tanto. Secondo me il giocatore del 2021 è Zielinski. Te lo sposo, questa scelta mi sembra coerente e anche con memoria, perché Zielinski ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso e ha ricominciato nelle ultime partite dove il Napoli stava cominciando anche ad andare così e così a segnare e a fare assist, quindi mi piace come scelta. Fabio, vediamo se riusciamo a sentirti. Di Lorenzo è molto... Molti stanno sposando anche la scelta di Lorenzo. Io vorrei farti spiegare il perché, ma è impossibile, quindi... Anche se Di Lorenzo non ha giocato un anno, ne ha giocati 5. Poi qualcuno me l'ha mandata la statistica dei minuti negli ultimi 5 anni che non si è fermato mai più. È una roba veramente incredibile. Ultima ora, Davide, aspettiamo. Ma è uscita voglio dire, poi no. Io proteggo le mie fonti perché è importante proteggere le mie fonti, lo sapevamo già, però aspettavamo ovviamente una conferma ufficiale da parte della squadra, perché molti lo stavano ritwittando, ma quindi la speranza è mai l'ultima a morire, no? È chiaro. Ma qui positivo, quindi la formazione con la Juve dovrebbe essere Ospina, Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly. No, cioè una battuta. Qua c'è questa difesa a 3 su, fare la difesa a 3 con la Juve e basta. È proprio sicuro che giochiamo con la difesa a 3. Allora Fabio, bello spunto tattico che io sposo e faccio mio. Quando, e ne stavo parlando in privato anche con Guido prima, quando si sa della positività di Malquit, ovviamente la prima risposta è dobbiamo far giocare Zanoli o dobbiamo far giocare Gulam. Non è detto che si faccia così e ci ritroveremo, questa è una cosa che abbiamo visto l'anno scorso con Gattuso e che Guido ci ha pure ripetuto, ci ritroveremo Elmas sulla fascia. Oddio, non lo so, perché io non so quanto possa giocare Insigne, ma a prescindere dal Covid, perché vabbè, ma a prescindere dal Covid non so quanto possa giocare Insigne, visto che abbiamo solo Politano esterno, no? C'è proprio dove diciamo, quindi magari al massimo fammi vedere. Hai ragione. No, perché poi la battuta è facile, no? Io ho chiesto a Guido che ruolo gioca, se voleva giocare lui, che stava vicino così. Mario si è tolto da mezzo. Fabio, secondo me, un po' di buona volontà in campo ci può andare. Io sono sorti in grado, bello tu. No, anche perché io credo giocherà Zielinski a sinistra e Elmas centrale. Zielinski sinistra e Elmas centrale. Perché il Massimo non fatta fascia, Zielinski è più centrocampista, se vogliamo proprio parlare. Sì, però poi lo metti a rincorrere, secondo me Elmas rincorre di più di Zielinski, proprio nel contrasto ci va. Secondo me. Quindi, non lo so, io... Zielinski ogni tanto si fa anche... Una finta difesa, cioè difesa a 3, ovviamente 3 difensori di Nîmes, 3-5-2, dove però tu c'hai 3 bloccati e si shifta tutto il centrocampo, ovviamente non te lo aspetti proprio terzino puro, chi ci andrà, Elmas, Insigne eccetera eccetera, ma bloccati che shiftano il centrocampo. No, io parlo per Politano, capito, che si fa la fascia a rincorrere più che altro, Politano da quest'altro lato, capito che dico io, con Juan Jesus magari che sì, io intendevo Politano che si fa la fascia così, quindi shifta dall'altra parte, Juan Jesus può fare il terzino sinistro, Di Lorenzo diventa praticamente centrale di destra e Politano dà una mano su tutta la fascia sulla destra. Non è assolutamente un'ipotesi peregrina. Anche perché credo che giocheranno Lobotka, Dem, tutti i centrocampisti che ci abbiamo. Giusto. Posso dire una cosa? Come no? Allora, io capisco che è difficile, però secondo me è arrivato il momento che
Zanoli ha 21 anni, non è che ne ha 15. Io lo farei giocare. Secondo me... Non hai torto, Mario, solamente Spalletti sa quanto lui è pronto a livello mentale, perché fisicamente la regge la partita. Zanoli è un ragazzone che ha tecnica e c'ha fisico, su questo non c'è problema. Devi vedere se Spalletti capisce il ragazzo è pronto per affrontare una partita che è quasi decisiva per le sorti del campionato, perché se li fai riavvicinare può succedere il panico in città. Lo sappiamo. Se Spalletti lo ritiene pronto ad affrontare, perché poi lo sapete che da quella parte potrebbe agire Chiesa, insomma non è proprio una partita semplice, Io credo che sia proprio una questione di società che non gioca né Zanoli né Costanzo, che sono quelli più pronti, diciamo. Anghissà da schermo, Anghissà sicuramente dovrà dare una mano. Sì, Anghissà dovrà fare una partita da sta in Coppa d'Africa, amico mio. Dobbiamo ricordare. Da schermo significa che se la guarda per televisione la partita. È vero. Commento memorabilino di Fabio subito da schermo. Guarda, per un attimo ho vissuto un sogno per un secondo. Daniele ci dice: tifo Juventus, arrivando a fine live potrò dire tutto quanto ad Allegri, quello vero, non l'altro che Bellino e tifa Napoli. Ok, quindi questo sarà il tuo momento del 2021 e lo dedicherai probabilmente ad Allegri. Ah no, tu stai sentendo le nostre... Ah, ecco, ancora peggio, stai sentendo tutte le nostre cose tattiche e riporta. E se si blocca una persona su YouTube, lui può sentire anche, lui non può scrivere, però può sentire. Ha ragione assolutamente, quindi no, bloccarlo poi non sarebbe nemmeno il caso, perché Danilo è uno di quelli bellini, infatti, e ce lo teniamo stretto. Polly vuole 30 like, io glieli darei. Certo. Secondo me, vedi se Fabio ce non va in tasca. E quindi sì, ragazzi, noi lo sappiamo, Spalletti lascia i like, Lombardo si guarda le live, quindi poi non è detto che facciano quello che noi possiamo consigliare, però in effetti sì, lurcano e già sappiamo come la partita va, lo saprà Allegri e sarà... Ma quello che ha donato prima MP è Metropolitano, secondo me. T'ha mandato in distrito. È stato uno di quelli che ha visualizzato una mia storia una volta, quindi tu veramente puoi essere un altro di quelli insieme a Manolas, te lo ricordi? Manolas, bravissimo, e poi se ne aiuta. Ti saluta Ivan, vabbè. Un abbraccione a Ivan, sempre Ospina. A proposito di Ivan, di sudamericani, Messico, Colombia, Ospina centrale di centrocampo e Mertens titolare subito. Mertens sì, da me, vabbè. No, ma avete ragione tutti, ce lo ritroveremo. Ospina a centrocampo non è una brutta idea. Guarda che quello si è ritrovato a farlo in allenamento, l'abbiamo visto quest'estate. Che dice? Fazio? Secondo la mia modesta opinione, a questo punto, se proprio dobbiamo prendere Fazio, era meglio tenere Tonelli o Luperto. Ma io non faccio 10 a questo punto. In chiunque esperienza sicuramente ce l'ha. Luperto, ragazzi, adesso sta facendo benino con l'Empoli, però noi ce lo dobbiamo ricordare. Poi la maglia ha sempre un peso specifico diverso su alcuni diversi calciatori. È capace che tutto il bene che sta facendo con l'Empoli torna a Napoli, un'incertezza e addio, quindi anche lui secondo me non ci sta pensando assolutamente di tornare. Ma l'hanno surclassato di fischi Napoli, anche quando è stato durante la partita e quando è stato sostituito. Esatto. Ma poi Tonelli non ha fatto neanche malissimo a Napoli. Giocava poco. Non ha fatto proprio, bravo. Ha giocato quelle poche volte, ci è anche piaciuto qualche gol, il fatto, l'immagine del pallone con l'arbitro che resta anche quella nella storia.
Lo spirito di Ghulam di Sarri ci segue. Aleggia. L'acquisto il 3 gennaio è già pronto, ma è la calza per i suoi nipoti. Andy la tocca piano, ma con stile. Questa volta è stato molto carino, bravo, mi piace. Alcuni poi dicevano, in effetti, nei commenti, noi stiamo facendo questa ipotesi di formazione, alcuni hanno ipotizzato il nuovo acquisto subito in campo. Ma ce la facciamo, mi chiedo io, a mettere il nuovo acquisto che comunque il Napoli deve fare subito a disposizione? Io ti dico di no per un semplice motivo, perché la fatturazione, diciamo, dei conti del Napoli inizia il 10 gennaio per la nuova stagione. Quindi si aspetterà. È tutto dopo Juve-Napoli. Ma se tu ricordi con Mazzarri, no? ADL si è appiccicato, cioè ha litigato con Lavezzi, creò tutto quel casino, e Napoli è arrivato secondo. Dopo Mazzarri che è venuto? Sì, si è appiccicato con Cagliacon, con Reina, e Napoli è arrivato secondo. Stavolta invece non ha avuto manco bisogno di litigare, né come ha fatto con Ancelotti né con Gattuso. Ha fatto direttamente sterminare la squadra. È vero, bisogna ricordare la storia, perché poi si ripete, la storia si ripete. Fazio è un calciatore che dovrebbe darci una mano solo fino a giugno, poi un terzino sinistro. In effetti viene a fare numero, magari. Anzi, a noi piacerebbe... Se viene a fare numero va bene, il problema è quando giocherà titolare. Quello è il fatto, e se lo devi mettere subito in campo, che sia già pronto fisicamente, perché voi lo sapete, no? Arriva l'ambientamento e quella è una cosa, ma poi devi avere i minuti nelle gambe, se no tieni Gulano. A certe età anche. Infatti. Bisogna prendere un difensore dello Spezia, quel famoso Bastoni che abbiamo detto. Bastoni piaceva. Meglio sbattere il mignolino vicino allo spigolo. Cattiva, però cattiva, sì. La nascita di Giovellecchia, evento dell'anno 2021, che tra l'altro sta... No, ovviamente non si vedono più perché così, ma sono sempre presenti Giovellecchia, martedì e Rita Pavone. Però forse è già prima del 2021, forse è già nel 2020. Mario, tu sei molto attento e devo fare, non lo so, non ti so rispondere, vediamo un pochino. Michele cosa ci dice, che ringrazio subito, passo al volo giusto per un saluto Fabio, un saluto Vale, un saluto a Fabio, penso che era Mario inserito in questa, tutti sti Fabio poi non è che... Riassunto 2021, se tutto va bene siamo rovinati, auguri a tutti, grazie mille Michele. Auguri. Comunque leggendo le ultime, Vale, mi è arrivato sempre sto fatto che io perciò vedi quante volte l'ho ripetuto nel gruppo, che salta la prima giornata in molti campionati. Sì, ma pure io credo che alla fine, perché stanno aumentando e aumenteranno domani e aumenteranno dopodomani, sicuramente. Ci saranno probabilmente delle squadre che non possono, poi si fa abbattuto, chiamate l'ASL, ma ci saranno delle situazioni dove veramente non puoi mettere una squadra in campo, la Salernitana, eccetera, eccetera. Quindi mo starà a decidere se vogliono fermare tutto per mantenere un minimo di regolarità e spostarle tutte le partite, perché poi Fabio, noi parlavamo anche nel gruppo, eccetera, eccetera, l'ipotesi di spostare la Supercoppa di Inter e Juventus. Là chi sta? La colpa di chi è? Mo sono d'accordo, ma se c'era il Napoli iniziavano a pregare i santi dell'Indonesia, vabbè. Perché lì pare che si stiano mettendo d'accordo e aspettano il sì o il no della Lega. Si sono già messi d'accordo, solo che adesso devono trovare una data breve. Che poi l'anno scorso lo facemmo anche noi, al rinvio della Supercoppa. La Supercoppa non era il giorno che era prefissata all'inizio. E poi quest'anno poi si interseca, cioè questo gennaio si interseca anche con le Coppa Italia. Non solo, ma Coppa Italia. Ma se vanno a rinviare questa giornata come si dicono, dopo diventa un macello, perché poi dopo non ne arrivano più a giugno che ci sono i mondiali, là la preparazione nazionale.
la National League, là, e tutte le macelle delle partite. Fermi tutti. No, aspetta, no. State scherzando? Volete fare uno scherzetto? Io lo prendo come scherzetto, ci facciamo una risata. Mi vado ad informare perché non ce la fare un attimo. Quando arriva 3 volte il messaggio da persone che conosco e di cui mi fido, 4. Giacomo Quale messaggio? Non lo leggo. Messaggio di Elmas positivo. Non mi è arrivato niente, ma ma qui sì è arrivata l'ufficialità. Mi faccio una risata se anche Elmas è positivo. Sì, anche Elmas è positivo. Dai. Pietro da Miami. No, io faccio fa trasicurazione. Come già fa? Allora facciamo così, invia... Mo esco prima io, vale, mo esco un attimo, si è bloccata a me, mo esco. Va bene, grazie mille per essere passato, tanti auguri di buona fine e buon inizio. Auguri, Fabio. Un bacio bellissimo. Magari... Oh, Angela è sbloccata, no, vai, dici. Magari rientro dopo un bacio. Va benissimo. Ti abbraccio. Io voglio fare questa cosa, ragazzi, per tutti quelli che sono iscritti. Allora, prendo la cosa, come si fa da qua, copio e incollo l'invito a tutti quelli che sono iscritti al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, perché io non ne voglio assai, ma siamo 971. 71 è un brutto numero. Vorrei arrivare a 1000, i famosi 1000. Lancio il link agli amici che sono iscritti al canale Telegram Caffè Napoli 1926. Se qualcuno vuole entrare, e magari, perché lo dico a Pietro, non lo so se Pietro ci sei lì per facilità, altrimenti dovrei cercarti su Facebook dove siamo amici, è un macello. Se volete passare per un saluto, alla grande. E Marietto, Elmas positivo, come si fa? Sì, vale. L'ho visto anche ora il comunicato. Ero andato alla ricerca insperata, però ci ho provato. È una roba. È una tragedia. Io ho finito ho fatto l'analisi tattica, ci ritroviamo magari un Elmas che su tutta la fa. Allora Pietro, ti spiego bene. Mario, aiutami a controllare. Sulla descrizione di questa live, Mario, controllami se c'è il link per il canale Telegram. Penso di sì. Ok. Però aspetta, se trovi il link per il canale Telegram in descrizione, ti iscrivi lì e dovresti trovare il link per entrare dal vivo. È il secondo link. E saluto in una Tore Falanga e Daniele. Buonasera. Ciao a tutti. Un saluto da Monaco. Dani da Monaco, alla grande. Come va lì? Come va la situazione? Cioè, uguale a tutto il mondo? Sì, è una bella stretta comunque. Stiamo soffrendo un po'. Io c'ho il virus, quindi. Pure tu, perfetto. Vabbè, oramai, guardi, giuro. Siamo in 2 nella live, dai. Siamo in 2 nella live. Vabbè, Tore, da quanto tempo ti sei? Io sono positivo da 14 giorni. Tore, aspetta, sistemiamo il microfono di Tore. Quindi, Daniele, mi dicevi da quanto tempo tu? 14 giorni. E sono vaccinato. Quindi, fammi capire una cosa. Tu dopo i 10 giorni potevi andare a farti il tampone per controllare, come da noi? Sì. Un po'. Dopo 14 giorni qua in Germania. Dopo 14 poi puoi andare a vedere così. No, quindi la possibilità di fare il capodanno poi ce l'hai. A casa con la mia famiglia. Però domani te lo potresti fare il tampone. No, dopo 10 giorni, perché già l'ho rifatto, ero ancora positivo, devo aspettare altri 10. Scattano altri 10 di attesa. Senti, io mo ti dico una cosa che non lo so, perché in America ovviamente si vendono, ma credo sicuramente anche a Monaco, si vendono i tamponi rapidi in farmacia. Sì. Se qualcuno ti va a comprare un tampone, tu te lo puoi fare a casa. Ne ho 5 qua, ma non serve a niente, perché
Anche in Italia c'è, strano, ma questa cosa c'è anche in Italia, però non sono, cioè, tu puoi anche uscire negativo, ma per la legge non sei negativo praticamente. È chiarissimo. Io ringrazio Fabio che comunque continua a donare. Ciao Daniele, forza a Torino col 3-4-2. Nel salutare sul Palanga a cui do la parola faccio entrare Stefano. Sì, me lo sa che gente. Allora, dicevo, salve, sì, salve a tutti, comunque salve a tutti. Situazione tua. Si sente finalmente. Niente, no, vabbè, ti stavo riportando la mia situazione. Io avevo mia sorella col Covid, che adesso prendo dal fidanzato che c'ha il Covid a sua volta, quindi stanno a parlare insieme. Benissimo. Quindi adesso faccio Capodanno a Torre da solo. A Torre. E nel dare la parola a Stefano faccio entrare anche Pietro da Miami. Ciao ragazzi, come state? Che meraviglia. Ciao. Fantastico, salve. Pietro, ti faccio parlare subito. Sentiamo Stefano, tu da dove chiami praticamente? Io da Caserta. Vale, dammi un secondo, torno subito. Vai tranquillo. Nel dare la parola a Pietro faccio entrare anche Vincenzo. Pietro, come stai? Tutto bene. Ciao, notizie un po' triste, diciamo così, però diciamo che stiamo bene. È tragica, perché Elmas all'ultimo noi ci aspettavamo Malquit, ma Elmas sì, l'ho sentita da te sta notizia mentre ti ascoltavo e sinceramente mi era una brutta notizia, c'era una brutta notizia a tutto quanto. E che mazzata, mamma mia. Perdonatemi. Io spero che a questo punto si rinvierà, perché non penso che solo il Napoli tenga tutte queste positive, penso che anche la Juve, perché non so se ha sentito anche che Chiellini sta positivo. Sì, ho sentito che stava aspettando, perché era entrato in contatto con un positivo e stava aspettando l'ufficialità anche Chiellini. Sì, ottimo. Speriamo ragazzi, comunque penso che si rinvia perché la vega malamente. Vabbè, ma dove l'avete letto? Io non lo trovo, io non la trovo nelle notizie. Allora, ragazzi, perché qua stiamo veramente chiedendo al mio computer tantissimo. Saluto Mario, che ringrazio. Okay. Ciao a tutti, ci vediamo in chat. Ciao Mario. Bellissime feste a tutti. Ciao Mario. Auguri. Per chi non ciao è Mario. Forza Napoli. Ciao. Sempre. Ciao. Allora, Stefano, mi dicevi, adesso facciamo parlare anche Vincenzo. Stefano, tu dicevi non trovi queste notizie, queste ufficialità? No, su Calcio Napoli non le trovo, su tutto Napoli non le trovo. Okay. Se non era un tweet nel del Napoli. Chiellini ho sentito la radio, ragazzi, poi non lo so del Napoli. Di Chiellini sì, l'ho sentito anche io. Questa l'ultima me l'ho sentita da qua in diretta, diciamo. Chiarissimo. È dell'account Calcio Napoli ufficiale, cioè è dell'account della società del Napoli ufficiale, o è quello lì senza la spunta che aveva dato anche quella fake news di SS Nippoli? Bisogna essere investigatori ormai per vedere una notizia, praticamente. Stiamoci accorti. Vale. Sì. Vale, una domanda. Dimmi. Ieri mi sono trovato su qualche canale di Juventini, perché io seguo un po' tutti, no? Sì. A parte lo schifo di inneggiare al Vesuvio e tutto il resto, chiamate l'altro, che va bene. Perché secondo te stanno dicendo che noi vogliamo il rinvio della partita? Chi l'ha mai detta questa cosa? È una bellissima domanda. Io ti dico, ti rispondo subito così. Quando ho sentito Fabian negativizzato, Insigne negativizzato, io ho detto giochiamola sta partita, perché già sono 2 recuperi importanti. Esatto. Vale, non hanno gioco, non hanno un gioco. Ah, certo, tu vai direttamente là, chiaro. Se il Napoli la gioca con la testa giusta, io penso di portarla a casa. Ragazzi, guarda, ma non si tratta di testa, si tratta che non ci stanno i giocatori. Al finale si tratta cioè, ma chi dobbiamo vedere come fa la difesa? Stiamo senza difesa.
aspetta, questo era un pensiero fino alla positività di Elmas eventuale e Malquit, quindi col rientro di... Sono entrato adesso, non ho sentito tutto il tuo... Con rientro di Insigne e Ruiz. Sì, ragazzi, ma comunque sono un mese che non giocano. Speriamo, pensiamo positivo, ma stiamo... a finale quanti positivi al Covid ci abbiamo? Una meta. Quanti ne sono? In questo momento ti posso confermare Elmas l'ultimo, Malquit quello di oggi, Osimhen stamattina e Lozano. 2 sono rientrati. Ottimo. 2 sono rientrati. Ragazzi, io vi saluto. Un abbraccione, Dani, grazie mille per essere Grazie passato. Mille. Ciao, buona serata. Un piacere. Ciao Daniele. E ce ne sono altri che non si sono ancora fatti il tampone, Li hanno fatti penso oggi tutto il gruppo squadra, però non ti posso dire quanti sono tutti tornati dalle vacanze, questo non lo so. Ma ne arriveranno tanti. Però Valerio, noi abbiamo anche la possibilità che Lozano perché Lozano c'è, questa è la seconda volta. E come hai visto, Fabian e Insigne comunque si sono subito, come si dice, disoposizizzati. Negativizzati. Sì, è chiaro. Dobbiamo vedere fino all'ultimo. Il nuovo protocollo è ancora quello della possibilità di non poter schierare 13 elementi o è cambiato? Questa è una bellissima domanda, Tore. Non ti so rispondere. Mi sa che dopo massimo 13, dopo i 13 non puoi andare più giù. Quindi è rimasto quello del 20 di ottobre del 2020, no? Era quello. Cambierei il 10, non so in che maniera, ma cambierei il 10. Ringrazio Giulio. Nel frattempo al Napoli manca Amalgama, che potrebbe essere un nuovo terzino che non conosco. Mi sa che manca pure quel centrocampista, come si chiama? Short. Valerio, prima ti hanno fatto una domanda intelligente. Questa qui ti hanno chiesto da Donadoni in poi ogni anno arriva il momento in cui il Napoli si disunisce, a prescindere dai giocatori o dall'allenatore. Quindi secondo me è questione di mentalità. Sono d'accordo. Ragazzi, ma questi ce l'hanno tutte le squadre, non ne riguardano solo Napoli. Noi perché ci guardiamo solo a noi, però tutte le squadre hanno degli alti e bassi. Il problema, comunque fanno anche la differenza dei giocatori che abbiamo. Noi non abbiamo campioni, diciamo la verità, noi abbiamo ringraziato Dio che stiamo arrossando, nel senso... No, su questo ti do ragione. Io penso che abbiamo ottimi giocatori che a volte giocano da 10 e altre giocano da 3. Giocatori di alto livello. Io sono d'accordo per esempio con Paolo Del Cielo quando dice noi nell'11 siamo competitivi, però è nei 22 che pecchiamo un po', ragazzi, quindi questa la differenza fa panchina. Però qualche partita l'abbiamo persa anche con gli 11. Io aggiungo sulla carta, no? Se tu metti Koulibaly e Manolas, no? Non doveva passare nessuno. Però a volte Manolas e a volte lo stesso Koulibaly, che è il nostro unico forse top player che potrebbe giocare con tutte le squadre, ogni tanto anche lui, umano, perché parliamo di esseri umani e ce lo ricordiamo sempre che possono sbagliare tutti. È chiaro che quelli poi forti su cui tu punti, i famosi 11 di cui parlava anche Pietro, devono poi performare sempre, perché se ti vengono meno loro devi avere il famoso mazzo che ti dicevo così, quando viene meno deve stare subito benissimo Lobotka, perché se poi sta un attimo così è lì che il Napoli poi viene a mancare anche in partite che tu devi vincere, perché con lo Spezia devi vincere e con l'Empoli devi vincere. Avremmo parlato
tra defezioni e tra sfortuna, così comunque bene o male di un pareggio. Questa è la situazione. Vincenzo. Sì. Io ringrazio Salvatore che dice l'ha chiamato Spalletti, deve apparare 11 giocatori. Tu in che ruolo giochi? Perché dobbiamo... Io no, gioco a tavola. Gioco a tavola. Questo è tutto quanto. Però diciamo che prima, molto prima, mi giostravo un po' sul come rifinitore, perché non segnavo ma facevo segnare. Bello, un numero 10. Con chi hai giocato? Vai, entriamo nei particolari. Con chi hai giocato? No, vabbè. Giocavo nei campetti con i compagni, ecco, così. Non hai fatto, diciamo... No. Che poi, Pietro, quello è il calcio vero. È il calcio vero, terra battuta. No, lo dico perché io ho giocato un po' a calcio, sono stato a Posillipo, stavo con Floro Flores, vedi? ho giocato a Palma Campania, no, io ho giocato un po' a calcio, per questo pensavo che ne sai che poteva essere qualche campo, hai capito? Tu che ruolo facevi, Pietro? No, io giocavo avanti, nel numero 9. Sono stato il primo ad essersi fatto fare l'autografo da Flora. Aspetta, riprendo Stefano. Autografo? Sono stato il primo a farsi fare l'autografo da Flora Flores a Caserta. Vedi? Ragazzi, ma posso dire una cosa? Vai, allora, Pietro. Floro Flores è forte. Quando stava a Posillipo non si sapeva che ruolo doveva giocare, perché comunque era velocissimo, molto più non ha avuto forte fortuna, perché è arrivato in Serie A. No, ragazzi, ma qua fortuna, Antonio era bravo, Antonio era forte. Però è sempre stato un antipatico, scusate, ma già da prima, già da quando aveva sempre sulla mai sul puttano. Però come Santa Croce. È stato bravo. Fortuna è stato bravo, lui allora in Napoli non mi posso mai scordare, in Napoli lo comprò per 10 milioni, fu uno dei giocatori giovani più cari che ha accattato Napoli. Esatto. Antonio era bravo. Comunque il giocatore più forte che ha giocato è stato proprio a Posillipo un ragazzo, spero che vedrà sta live, si chiama Polise. Un ragazzo che lui giocava con noi, poi andò a Venezia, per mezzo della moglie, cioè adesso la moglie penso, se ne tornò indietro. Ma come faceva una catastica, un mostro. Poi io andai a Palma Campania, che primavera era palmese, poi mi facette male, un casino, andai con la Versa in eccellenza, tanto Steve. Un guaglione si chiamava Pepperosi, fortissimo pure lui. Abbiamo giocato a calcio, però la fortuna è fino a un certo punto. Si sa, se uno è bravo arriva. E anche la testa sicuramente fa il suo perché tanti giocatori saranno fortissimi tecnicamente. Mi chiedono come sto Polisi che dà ragazzi, a questo io punto vi devo lasciare, è stato veramente grazie, Pietro, bellissimo per essere parlare con voi, spero che si ripeterà. Ciao ragazzi. Sicuramente. Ciao caro. Ciao. Guarda a Miami come sta mise bene. Che freschezza. Una panoramica prima che me ne vada. Così ci fai sperino. No, ma devi andare sulla spiaggia. Ho fatto una mano tempo di però mi sto organizzando, non ti preoccupare. Pietro, organizzando bene. Ciao Pietro, ragazzi, un abbraccio a tutti quanti. Ci sentiamo dopo. Chiedo agli amici, e magari lo chiedo a un amico che voi conoscete che è molto più elegante di me, Guido Gentile. Oh, Guido! Che onore. Signor Guido. Ma che onore avere interagire con te. Essere insieme a lui in live. Ecco. Buonasera. Buonasera. Camillini. Buonasera viandanti che nella notte cercate un luogo di conforto. E anche buonasera ai presenti, vedo volti che conosco.
capelloni, vedo molti che non conosco, vedo molti Piacere. capelloni. Piacere, ragazzi. Di che cosa discutete di bello? Allora, caro Guido, è una live insomma libera, ci stiamo salutando ovviamente per l'ultimo dell'anno e sono contento per un anticipo dell'ultimo dell'anno, perché ovviamente domani sarà un casino, un macello, un masino, un cacello. Ci chiedevo a questo punto, visto che ci stanno arrivando notizie ufficiali in diretta, quella di Elmas è stata comunicata, hai conferme per quella di Malquit? Senti, Malquit ci sono 2 notizie discordanti, comunque la davano alcuni da confermare, alcuni l'hanno confermata. Fino a 3 ore fa non c'era nessuna conferma, sul sito della società ancora tutto tace. Ok. Comunque vedremo. Guarda, con questo. Che cosa c'hai? Fai vedere. Ah, Sherlock Holmes. Elementare. Dell'opera. Sono passato davanti alla sua casa diverse volte. Chi vuol capire capisce, perché qualche settimana fa fai quello che sarebbe successo. Semplice logica deduttiva. È stata una delle mie letture delle scuole medie, mi cambiò la vita. La logica deduttiva ti aiuta, poi non giungono quei livelli anche di fantasia, disumani. Posso fare una domanda? Però ti eserciti. Prego. Guido, cosa ne pensi della positività di Osimhen? Perché io sarei rimasto al calduccio nell'attesa della visita medica con Napoli e poi sarei andato in Coppa Italia. Ma io non mi soffermerei, ragazzi, su queste cose, perché ti rispondo in maniera un po' organica, nel senso che da molti anni, senza nessun atto di presunzione, ragazzi, ho smesso di seguire il calcio, ma molti anni intendo almeno forse 24-25 anni, come lo seguivo un tempo, diventando sempre più un uomo libero, nel senso che, faccio un esempio subito pratico, no? È la stessa distinzione che può passare tra la DC e i progetti dei Marvel Studio, cioè lo vedo in maniera tutto concatenato, e quindi qualunque cosa la collego a quello che è successo, che succederà, che potrebbe succedere, che sta succedendo, anche dichiarazioni di colleghi, no? Potremmo fare poi altri esempi concreti. Quindi ogni elemento, pure che può essere casuale, ormai non è mai visto nella mia testa, però è molto difficile trasferire. In questo caso dicevo, vabbè, ma è un imprevisto, ma tutta la gestione che è avvenuta l'anno scorso non vi ricorda nulla, cioè comunque Osimhen l'anno scorso da infortunato partì, si prese il poco, poi tornò, cioè ci sono degli atti a ripetersi, non solo di questa società. Valerio, quello intendevo dire. Tu vai in un paese dove il vaccino è al 30%, dove di mascherine forse se ne usano 1 su 100 persone. Non hai torto. Vai a festeggiare il compleanno in Nigeria, aspetta che fai la visita medica e poi, visto che ci tieni parecchio, te ne vai in Coppa d'Africa. Rimettiamo Guido. Sono caduto. Che sono abbastanza pericolosi quando poi diventano regola e non neanche più, diciamo, una ripetizione. Il punto è che io vi avevo già risposto, non nel singolo, sul piano generale, che secondo me è più importante, perché poi puoi far ricadere ogni singolo. Qualche settimana fa dissi: secondo me il campionato è da fermare, e non solo in Italia, da sedersi a un tavolo seriamente e decidere seriamente, tutta Europa, lo dissi, perché altrimenti non cambiamo nulla se l'Italia fa in un modo. Cosa si deve fare? Avere una strategia comune, perché se no sarà il delirio. E non è, perciò è esordito con questo, non è diattura, pessimismo o qualunque forma di superstizione, scaramanzia, veramente logica deduttiva. D'altronde bastava guardarsi in giro, poi che determinate trasmissioni, perché poi noi seminiamo
quello che seminiamo, quindi seminiamo vento e raccogliamo tornati, manco più tempesta. È chiaro che la televisione funziona con determinate dinamiche. Una volta un amico Bellino disse: ma perché Guido va in TV? Io me ne so dopo una testa di cavallo. Chiaro che poi dicono, il giorno dopo dicono, no, è vero, no? Ma sì, Valerio, come puoi ospitare una persona che la prima giornata di campionato ti dice non esistono le 7 sorelle, il campionato sarà una corsa a 2 tra Inter e Milan, 7 ragioni, il giorno dopo c'hai gli sport che rompono le scatole dell'editore che prende 2 scagnozzi, ti vengono sotto il portone e ti durano di pezzate. Non sto scherzando. È così. Questa è un'oasi. Non può funzionare. Sì, diciamo, non può funzionare. Quindi il caso di Osimhen, poi possiamo fossilizzarci sul ragazzo. Il problema, vi rendete conto che noi a ogni minuto di qualunque squadra, e a questo punto è un'attesa, è positivo, non positivo, ma anche dover allenare da soli, poi in squadra, perché poi Fabian lui adesso da quanto non gioca, no? Ma cioè, che campionato lo vincerà l'Inter anche al netto dei Covid, degli infortuni, perché è troppo più forte. Però stiamo offrendo uno spettacolo non dico a livello dignitoso, secondo me no, ma non parlo da un punto di vista calcistico, parlo proprio da un punto di vista dell'organizzazione, cioè da un punto di vista secondo me dell'organizzazione, di quello che si pone come la massima forma di professionismo nel mondo del calcio, no? Le serie A dei vari campionati e cosa secondo me non stai offrendo, e non puoi manco dire dopo 2 anni che è una situazione di emergenza, che è una situazione di emergenza politica per giustificare anche lo fiscale, che passano di notte senza che nessuno merita nulla, però da un punto di vista proprio logico e sanitario tu ormai sai come va, cioè, conviviamo ogni giorno con questa situazione che purtroppo tristemente non è manco normale, cioè, la cosa peggiore nella vita è quando l'uomo si abitua, perché l'uomo è un animale abitudinario, si abitua a qualcosa di sbagliato o di dannoso. Ecco, diciamo che ci siamo abituati qui perché ci hanno chiuso con meno di 6.000 ma vi faccio un esempio sanitario, no? Se vogliamo alzare il livello della chiacchierata, poi però non l'alziamo perché sennò ci intristiamo per gli auguri di buon anno. Non c'è mai stato comunicato quando lo stadio di emergenza sarebbe finito o finirà. Questa domanda non l'ha fatta nessun giornalista. Mi spiego, io non dico quel divino Telma, ma dico l'obiettivo. Cioè io dichiaro che lo stato di emergenza finisce quando il 3% intensivo è occupato o quando ci sono in terapia intensiva 2 persone in tutta Italia. Stabilire chiaro. Non c'è. Quindi il Pierino domani studio, mamma domani studio, e questo domani è rimandato a cascata. Tutte le situazioni poi vivono con questa sarebbe giusto fermare tutto nel rispetto dei sì, ma il punto è perché il calcio che in questi anni ha dato dimostrazione di vivere di un Olimpo, anche se del calciatore, la pizza, la cosa, vedete che sono dei ragazzi che il calcio vive tra dirigenti, allenatori, cose. Ricordiamoci Atalanta la partita in Champions League, no? Che fecero vive in un Olimpo di regole, di malcostume. Pensate solo alla maleducazione, l'inciviltà, anche lì c'è una forma di associazione, di violenza che è la regola negli stadi di calcio. Ci siamo abituati, la risata, sono 4 scelte. Quella è la devianza che abbiamo fatto diventare regola, che in un altro ambiente, che può essere la scuola, l'ospedale, un convegno, eccetera, sarebbe, oltre che censurabile, addirittura punibile penalmente. Allora perché? Perché gli stadi sono delle no law zone, cioè zone senza leggi, no?
il discorso è complesso, ma di nuovo chi semina vento raccoglie tempeste, in questo caso tornadi. Per la domanda dell'amico è anche legittima, ma va a toccare dei nervi che sono molto più complessi. Cioè, ti faccio un esempio, Valerio. Un grande maestro mi ha detto che in determinati casi... Chiudi. No. Voglio dare la parola all'attore che stava col ditino alzato per un po' di tempo e poi far parlare Mario con Guido. Vai tu. Esatto. Ma giusto in merito a questo, quindi volevo domandarti una cosa molto semplice, cioè, quindi secondo te a gennaio cosa accadrà? Cioè il Napoli disputerà le partite, la partita contro la Juve, o ci si metterà d'accordo per dare tempo? Per ora tra governo e federazione non sembrano intenzionati a fermare nulla, ma nulla, manco il calcio, anche perché ci troviamo di fronte a una situazione che è un po' un cul-de-sac, no? Nel senso, adesso qualunque atto di pseudo chiusura e fermo darebbe molto animo e forza, non diciamo chiamiamo il negazionista eccetera, ma tutte di componenti scontente, grigie e anche animate da cultura e buonsenso che giustamente dicono mi sento preso in giro, quindi adesso devi senza uscire, andare dritto per questa strada. Siamo stati senza, hanno diciamo finito tutto, cioè adesso chi non ha il super Green Pass può solo girare come uno scemo in macchina per città, fra un po' gli toglieranno pure quello e poi andare, non so, da casa sua a casa della zia, poi non può fare proprio nulla, non può andare manco a un bar a prendersi un caffè, non può fare nulla, cioè una persona senza il super Green Pass non può fare nulla. Quando a settembre, ottobre qualcuno, è una domanda tosta però ha detto ma questo Green Pass, tra l'altro qualcuno anche dei consiglieri, no? O di quelli che è più presente in TV, ho detto però non è uno strumento di tutela sanitaria, mamma mia, apri di cielo. Adesso la strada abbiamo sfondato anche il muro, diciamo abbastanza impressionante dei 100.000, no? Ieri erano 98, oggi 126.000, ma vediamo 26.000 come se non fosse nulla, no? Come se fosse passami il sacco. Io penso che si giochi sempre che non peggiorano le cose. Fortunatamente in queste settimane non ci sono le partite nazionali, però in vacanza. Altra cosa stupida, perché poi le persone, ma non solo loro, la gente non rinuncia a nulla. Ma lì spettava le società, ma come fai a tenerli? Sono dei ragazzi giovani, miliardari, con fidanzate bellissime. Dovevano dire tu fatti la vacanza a Napoli, a Ischia, fatti la vacanza a Torino, fatti la vacanza a Milano. La situazione, io lo dissi ragazzi 2 settimane fa, è abbastanza ridicola, imbarazzante, viviamo alla giornata. Per ora non credo devo essere che chiudano o sospendono. Poi è chiaro, ci sono 2 fattori, vedete il caso Salernitana, no? Stai sicuro che se determinati numeri li ha la Juve, il comportamento della Lega Calcio è diverso. Loro poi lo vedremo perché con la Juve, perché ragazzi siamo arrivati a piccolo punto volevo fare, no? Non finisco, siamo arrivati a quanto? 25 ore e mezza e la Salernitana poi che facciamo? La radiamo come abbiamo detto? Però cavolo, io lo dissi a voi a maggio l'anno scorso e è finito, è una Lega seria, arriva a 25 ore e mezzo da questa cosa qui, perché c'è lo Tito, se era il presidente del Foggia, che quest'anno il Foggia ha preso 4 punti di penalizzazione per piccole cose, sono tanti, state sicuri che era già stato radiato il Foggia. Grazie, un piccolo punto prima di lasciare la pausa. Io allora voglio ringraziare tutti, voglio salutare e introdurre Salvatore Pengue in questa live speciale. Salvatore è un collaboratore di Napoli, si occupa di Instagram, di Facebook, è una risorsa incredibile
di tutto il gruppo, guarda tutto, segue tutto ed è proprio veramente una grandissima risorsa. Sal, ti faccio parlare subito, voglio mettere in contatto Marietto che è accanto a te con Guido, se Mario ha una domanda o un saluto, quello che vuole, è una cosa bellissima. Allora, Guido, ma chi è questo giovinotto? Guido, allora, non so se ti ricordi, però che sarà passato quasi forse un mese, quel ragazzo che ti dissi mi piace il tennis e l'atletica, non so se sì, hai una memoria così. Sì, come no, mi ricordo perfettamente, non il viso, però mi ricordo lo scritto, sì. No, era un commento. Sì, sono io quel ragazzo. E sono io quel ragazzo. Che ragazzo. bello. Continua così. A me Guido piace tantissimo, cioè il mio modo di guardare il calcio da quando praticamente sei arrivato tu nelle live di Vale è proprio cambiato, cioè è proprio a livello calcistico sono proprio un'altra persona. E quindi non esagerare. No, a livello calcistico. Comunque ti ringrazio. Sì. Comunque, e quindi io ti volevo ringraziare semplicemente e poi sottolineare il fatto che ho chiesto a Vale se potevo rientrare, perché mi sembrava brutto rientrare solo così, e quindi no, è bellissima questa cosa. Mario, grazie. Faccio rispondere a lui. No, ma come no? Vale, ti volevo dire una cosa, vedi che abbiamo proprio questa opportunità che non è concordata. Sono una persona estremamente serena, nonostante le mazzate delle ingiustizie della vita, e rimarrò, penso, sereno. E il passato è anche un passato felice, basti pensare, se rimaniamo nell'ambito calcistico, ma anche di altri sport, posso dire di aver vissuto dell'epoca d'oro, un'epoca d'oro che in altri sport però si è rinnovata, no? Il mio amato pallacanestro, perché ho vissuto la rivalità anche di Larry Bird, Magic Johnson, ma Jordan e tutti contro lui, adesso LeBron con Tim Curry. Nel calcio questo non sta avvenendo. E chiudo, ho detto, la vergogna che io provo è che noi stiamo dando a queste giovani generazioni, citando Sorrentino, non una realtà, uno sport e uno spettacolo scadente, ed è ingiusto, perché io, se domani il campionato di calcio chiudesse per sempre, non sto spiegando, ma se prendono questa parte da Valerio, posso dire, però ho dei bei ricordi con papà, con gli amici, vittorie, sconfitte, cioè, ho visto tanti campioni. Purtroppo è finita, hanno chiuso il calcio. Sarebbe ingiusto nei confronti di queste generazioni che intanto hanno veramente non la brutta copia, ma peggio della brutta copia, e non è l'erba del vicino è sempre più verde, oppure si stava meglio quando si stava peggio. Sapete che odio i luoghi comuni, è proprio brutto, cioè il calcio di oggi. E mi riallaccio, infatti io aspico, tutti i miei articoli, tutti i miei interventi sono sempre per costruire, dando spunti, un mondo, un calcio più trasparente, più sportivo, più giocato, prima di tutto, più giocato e meno quadrato, nuovo hashtag della vita, più giocato e meno quadrato, perché è ingiusto, io lo trovo profondamente ingiusto per questi ragazzi. Per questi ragazzi che devono avere, come ogni generazione c'ha la sua musica, c'ha i suoi eroi, c'ha i suoi eroi del cinema, deve avere i suoi eroi nel calcio, e loro non hanno degli eroi, hanno delle aziende, Valerio, hanno delle aziende, ed è questo profondamente sbagliato quando gli analisti, i miei colleghi, incominciano a parlare di calcio e quello Vinicio. Ragazzi, hanno delle micro aziende, ma se allenatori ti dicono stanno tutti soli e tutti con le cuffiette, addirittura devi metterla come regola imposta che i calciatori adesso mangino insieme quando stanno in ritiro a questo punto, la devi mettere come regola, e non sempre è accettata. Pensate come è cambiato tutto, quando prima scherzavano, giocavano a calcio, a biliardo, ti facevano. Noi mi sento, quando vedo questi ragazzi
anche se non sono responsabile, diciamo in prima persona, mi sento profondamente e sinceramente in dovere di chiedere scusa a queste generazioni, ed è la ragione per cui non sarò mai, anche se devo dire cose che possono sembrare solo prima antipatiche, non sarò mai disonesto con loro, perché già noi abbiamo un peccato originale da doverci far perdonare del grosso, che è il calcio dal 91 in poi, e ormai sono 30 anni. Quindi ti ma al 91 intendi la Coppa dei Campioni, quando hanno cambiato la Coppa dei Campioni? È cambiato tutto da dopo il mondiale, amico mio. Dopo quel mondiale non se ne è reso conto. Quel mondiale è stato lo sbarramento. Tutto quello che è avvenuto dopo adesso stanno uscendo quasi come segreti di Stato di una cospirazione da film, sono vero, e lì è cambiato. Non a caso l'ultimo campionato vinto da un'altra è stato quello della Sampdoria. È cambiato perché c'è stato l'intervento delle TV, tutta una serie di regole finanziarie diverse, diciamo amichevoli, no? Si incominciano con questi amichevoli stili spettacolari, tutti contenti, e poi casomai durante la stagione ti perdi un Vieri per 3 mesi, però ti sei andato a fare la stagione, no, in America, perché così giochi a luglio Real Madrid-Milan, non ve le ricordate queste cose? È cambiato tutto, ed è in tante cose, no? Non solo un aspetto, perché è cambiato per rispondere certe cose. Guido, ti fermo proprio per un fatto del mio browser che si sta appesantendo. Voglio fare intervenire Salvatore. Saluto Tore. Tore, volevi salutare? Sì, no, non voglio lasciare spazio, perché se poi si intasa il tuo browser, allora. Lo sai che noi ci sentiamo tutte le ore. Ti bacio, Tore Falanga. Da un bacio a Stefano che teneva il dito al cuore. Buon anno a voce detto poi. Sì, ovviamente ci sentiamo poi dopo. Stefano, volevi dire una cosa e ti saluto anche a te? No, io questa cosa l'ho pensata come provocazione quando ho visto che la Juve non ne azzeccava uno, ho detto vabbè, vedrete che alla fine sospenderanno il campionato. Secondo me ci arriveremo a questo. E questa è una nota che terremo presente. Grazie mille Stefano per aver partecipato. Ciao, buonasera, grazie. Posso dire una cosa? Vai Vincenzo. Io non so chi altro, mi sembra negli Amici Bellini è stato postato un video di quell'azione di calcio di punizione che facevano il girotondo. Sì. In Giappone. Mi pare a me questo è una è l'essenza del calcio, anche inventarsi altre cose che questa è l'essenza del calcio, ecco. Hai ragione, condivido pienamente, cose nuove. Quello poi tra l'altro è proprio una metafora proprio della gioia del calcio, del giocare. Addirittura fanno il girotondo, la squadra avversaria non capisce che sta successo e segnano. Immagine bellissima, Vincenzo, bellissima proprio. Ringrazio anche te tantissimo per aver partecipato. Ciao a tutti, ciao. Grande. Vedi Valerio, Vincenzo ha detto una cosa di una semplicità dirompente, perché a volte ci si dimentica, ma lo vediamo io tutti i giorni, no? La presentazione di un libro, la presentazione di quello, dobbiamo subirci il 90% di chiacchiere di quello dell'assessore, poi arriva al momento clou e non c'è tempo. Dice, ma come, noi siamo venuti per la presentazione del libro, per la presentazione del progetto, e tagli, bisogna tagliare. Cioè poi alla fine qual è l'oggetto della nostra attenzione? La partita di calcio. Allora, se voi prendete le trasmissioni, che durano anche tanto, no? 3 ore di trasmissioni, poi anche adesso abbiamo tolto pure a bacconi, a varie cose, insomma, big, no? La possibilità di vedere le clip, devono fare pure loro i fermi fotogramma, ma vi rendete, per questioni di diritti. È vero, è vero. Allora, una persona come questo, Vincenzo, ti ha detto una cosa semplicissima. Semplice non significa stupido o banale, significa diretta, Valerio. Cioè, il calcio è l'oggetto della nostra attenzione e passione. Quindi tu più lo vedi, più lo conosci, più ti piace, più vedi giocarlo, cose particolari, cose anche gollonzo, azioni
diciamo coreografate, quasi come un balletto quello là, e più ti piace. E invece se noi andiamo a fare la tara tra la partita, il tempo effettivo, le cose, le sceneggiate, le trasmissioni, abbiamo scoperto che delle nostre, diciamo, 4 ore tra partita e dopo, di calcio puro, distillato, abbiamo goduto il 15%, e non è neanche una bella partita. Tutto questo è sbagliato. Tutto questo è sbagliato. Io sono convinto, perché invece sono un inguaribile ottimista, e il nostro giovane spettatore, amatore, eccetera, sono una conferma. La domanda di Tore è di nuovo l'essenza, come di Vincenzo, che oggi, se noi facessimo un referendum, prenderemmo mazzate, cioè i seguaci del Guido Gentile della situazione sarebbero un'elite considerata che snob. Però se avessero la possibilità un anno di poter dialogare tra di loro, anche con altri tifosi, tutte le squadre, un anno, non 10 anni, non 5 anni, Valerio, non 20 anni, un anno, cioè una stagione, non un anno solare, stai sicuro che l'anno dopo l'80% direbbe al restante, che comunque non lo raggiungerà mai il 100%, perché ci sono gli ignoranti, gli infoiati, il male assoluto esiste, l'80% direbbe: per cortesia, adesso avete scocciato, quella è la porta, perché noi ci vogliamo riappropriare del piacere del gioco, anche di scherzare, di sfotterci, eccetera. Sono sicuro, ma non si fa, perché Tore ti fa quella una domanda, ma la domanda che ha fatto è l'essenza, perché l'essenza è: tu sei contento, non tu, di questo calcio? Oggi tu avresti pochi guidi, ma perché stai costruendo questo, comunque ci sono delle persone che non sono contente, tant'è vero che le giovani generazioni non sono contente, sono annoiate, non sono appassionate. E infatti determinati giornalisti si fanno autogol raccontando: mio figlio così, anche il nostro presidente ha detto il figlio, si fanno autogol clamorosi, ma è sicuro proprio... perché hai seminato un trentennio male. Nel salutare Stellina, scusami Guido, nel salutare Stellina che vuole sentire Sasi, io introduco, voi l'avete conosciuto, gli amici Bellini più attenti, io ho fatto un video con lui, insomma, di approfondimento tattico, parliamo sempre di calcio e di calcio giocato, proprio come ci diceva Guido. Sasa, come stai? Benvenuto. Bentornato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, ci tengo a precisare che, visto la simbiosi che abbiamo con Caffè Napoli, con Valerio, io ho trovato un link e sono entrato, ma visto l'eleganza di Valerio e di Guido mi sento anche un po' a disagio, però non sapevo dove stavo entrando, ho solo visto un link di Valerio e sono entrato. La tolgo subito. Okay, grazie. Almeno tu. Per capire che è tutto improvvisato, che veramente l'ho voluta prendere così. Non ho detto niente a Guido, non ho detto niente agli amici abbonati, ho detto proprio: questa vediamo come esce. E saluto anche Losco che è appena entrato con noi, con le nuove generazioni accanto. Buonasera a tutti. Che bello, le nuove generazioni. Buonasera. Un padovano diventato tifoso del Napoli. Dai. Meno male, queste sono le vittorie, Sì. Ci abbiamo lavorato, perché qua il rischio juventinità era alto. Ma che bello, tu sei il mio eroe, Losco, sei il mio eroe. Faccio entrare anche Fabio, speriamo che si senta bene, stiamo premendo proprio al massimo in questi ultimi 20 minuti di live. Sasi, io ti faccio, visto che con noi parliamo sempre di tattica, ti faccio una domanda tattica. Non abbiamo ancora la certezza di Malquit, perché l'ufficialità non è stata data, ma è stata data quella di Elmas. Quindi noi io avevo pensato: questo sposta Elmas su una fascia, Fabio aveva detto magari se la fa Politano tutta la fascia. Secondo te, se ti devo chiedere un 11 ipotetico per la Juventus, che mi dici? Allora Valerio, è dura perché a me mi va di dire, proprio per onestà, sai, io come sono onesto, che bisogna aspettare ovviamente il giorno prima addirittura della partita, perché qua quello che sta succedendo a livello planetario con questo virus, perché non è un problema del Napoli, non è un problema della Serie A, ma è un problema planetario, dopo la follia incredibile di andare a fare una competizione dove c'è l'origine di una variante che sta mettendo in ginocchio il mondo, quindi potremmo proprio veramente iniziare ora e finire fra 3-4 ore. Parlando proprio di quello che abbiamo ora a disposizione, io penso che Spalletti, anche avendo avuto la notizia importante del recupero di Fabian e di Lorenzo Insigne,
non credo che li possa utilizzare subito, perché io penso che fisicamente i giocatori non sono pronti, soprattutto ad affrontare una partita del genere, che sarà un dentro fuori più per la Juve che per il Napoli, perché veramente si tratta di una partita fondamentale per loro, fondamentale addirittura per l'ego smisurato di Allegri, che quello aspetta di arrivare vicino all'obiettivo per sottolineare il suo traguardo, che alla fine rimarrà per me sempre super deludente rispetto al gioco di altre squadre. Potremmo prendere anche la Fiorentina, potremmo prendere addirittura il Verona, che gioca molto meglio della Juve. Quindi l'Empoli, diciamo questo, l'Empoli già stiamo andando di livello proprio secondo me superiore rispetto al gioco di Allegri. La cosa che dobbiamo dire è che secondo me, a mio parere, visti questi problemi, si dovrà optare di nuovo per Lozano-Politano. Penso alla fine verranno un po' utilizzati come sono stati utilizzati con lo Spezia, non avendo una prestazione diciamo convincente, soprattutto da parte del messicano, che noi, come tu ben sai Valerio, speravamo di vederlo in quella posizione, perché dicevamo sempre il fatto di avere il piede a favore, quindi poter provare molte più conclusioni, però purtroppo non ha dato questa dimostrazione di forza estrema da quel lato. Io penso quello sarà, secondo me, a mio modesto parere, non credo che si possa fare a meno di Petagna attualmente, perché secondo me il piano gara visto a Milano è quello ad oggi sfruttabile dal Napoli, perché avere un attaccante che ti possa fare sia fase difensiva, perché lo sappiamo che gli allenatori 2.0 iniziano a fare la fase difensiva dall'attacco, quindi avendo uno leggerino come Mertens rinunceresti completamente a una fase di recupero alto. Quindi vedendo Petagna come giocatore tra virgolette inamovibile per questi giocatori che abbiamo ora a disposizione, secondo me Spalletti proverà ad avere di nuovo le due ali come Politano e Lozano, sempre che Lozano si negativizzi in tempo, perché anche lui anche Lozano, bravo, perdonami perché questi li aggiorniamo giorno dopo giorno. È complicato sei stato poi ci perdi il conto a un certo punto, capitemi, scusatemi. E allora, non avendo Lozano, io penso che dovrebbe giocare con Politano. Dovremmo addirittura sperare a questo punto che si possa non essere ufficiale la situazione di Malqui e poter addirittura cercare un cambio di formazione, quindi giocare con una difesa a 3, giocare con 2 esterni, magari poter provare un 3-5-2. È dura, Valerio, però secondo me, non avendo i difensori a disposizione e non avendo ovviamente le ali di attacco, a mio parere bisognerebbe optare per un cambio modulo. Però credimi, serve un miracolo, esatto, perché addirittura io sono, ecco qua, una prova lampante, uno che si dimentica anche i positivi, quindi dobbiamo veramente cercare di trovare il miglior Spalletti che possa inventarsi un qualcosa in base anche a come vede lui i calciatori in questo momento. È chiarissimo. Io voglio ringraziare, sono contento di aver riavuto Fabio, a cui adesso do la parola dopo di Losco. Volevo ringraziare nel frattempo Enzo Internos, doppio messaggio, live più bella di sempre. Amici Bellini on fire, qualcuno lo conosce, sapete chi, per una benedizione che veramente servirebbe. Altra, vedi, sempre questa qui che prete di quelli là, chiusura col botto. Losco, Guido ci aveva chiesto, quell'idea parte da lui e poi lui farà anche un articolo al riguardo, non so, forse un video, non lo so. Losco, il momento più bello per te del 2021? Ma io ricordo il gioco più bello del Napoli, che è stato quello con la Lazio, sicuramente. È stato uno dei momenti più belli, quelli che ci ha fatto sperare di più. Poi purtroppo disatteso nelle partite successive, ma quello è stato uno dei momenti più emozionanti sicuramente, e pensavamo di essere arrivati ad un livello di competitività altissimo. E veramente lì si è sognato, perché il gioco sembrava esserci. Poi secondo me
il calo del Napoli è dovuto principalmente all'assenza del centrocampo per lunghissimo periodo. Di fatto, mancando il centrocampo, non ha retto più la difesa, che è stato il nostro, diciamo, punto di forza, no? Nella prima parte del campionato. Lì non prendevamo gol, fondamentalmente. Ne facevamo pochi, Guido lo diceva spesso, no? Che ne facevamo troppo pochi, ma ne risolvevamo anche molto pochi. E questo comunque ci garantiva vittorie. Spesso vittorie che non sono arrivate più, anche con difficoltà, anche di misura a volte, no? Però comunque vincevamo, lì secondo me è stato il crollo. Poi adesso speriamo, io ricordo che una volta utilizzavamo Mertens come alternativa a Insigne, oggi non ci stiamo pensando proprio più, perché pensiamo a tutto, no? Elmas, a questo a destra, sì. Però Mertens ha fatto per tantissimo tempo quel ruolo. Hai ragione, io non lo escluderei assolutamente come possibilità di metterlo anche un pochino sulla... Secondo me, se non è mai stato praticamente più usato sulla fascia, secondo me significa anche che forse fisicamente non ce la fa neanche più. Magari non può fare quella parte difensiva, no? Che fa Insigne, l'avanti e indietro che fa Insigne, sicuramente non lo può fare, però in termini di prefinalizzazione può fare tantissimo uno come Mertens e un Petagna davanti, no? E in questo senso magari più coperto dietro, possibilmente con il terzino, potrebbe anche essere una possibilità. Chissà quale terzino. Fabio, quella domanda che mi hai fatto in PayPal la vuoi rivolgere direttamente a Guido, proprio per un fatto tecnico? In primis un saluto Guido, a Salvatore e all'Osco, perché non li a Guido, vabbè, a Salvatore non l'ho visto l'altra volta, quindi vi saluto. Non devo qua l'abbigliamento, guardi come sto, comincio a pensare. Comunque sono entrato per questo, per dirtelo. Comunque, allora, il fatto che diceva l'Osco di Mertens a sinistra, io ci avevo pensato pure io, però io vedo più Zielinski adesso su quella fascia, ma più per un 3-4-1-1-2, perché mi sembra ne siamo 9-10 contati, quindi secondo me metterà Zielinski e Politano esterne, Demmelo Botto che al centro magari si proverà a giocare con lo so, è bruttissimo questa cosa, ragazzi. La domanda che volevo fare a Guido era proprio questa: visto che la regola che bisogna avere per forza 13 giocatori schierabili in una partita di calcio professionistico, il Napoli adesso ne ha 12, che succede? T'ho detto, io il consiglio è passare un sereno 31 compatibilmente. La partita è il 6. Sinceramente io non sono né un iettatore né un curatore, quindi non posso influire né fate male né guariscono tutti. Quindi io non ho mai giocato all'8, Fabio, in vita mia. Sai perché? Perché essendo seguace della logica deduttiva ho questa ambizione di metterci sempre del mio, e lì è un gioco passivo dove tu devi aspettare che esce il numero. Ecco, allora te la paragono alla situazione dell'8, cioè io devo aspettare quantomeno il 4, non dico tamponi fino a prima di partire per Torino, cioè la sera del 5. Cioè Guido, scusa se ti interrompo, volevo dire, guardando Demme, capito? Questo volevo dire io. Sì, dico, secondo me adesso, perciò quindi non mi innamorerei di idee questo, perché poi potremmo rimanere delusi. Non avendo proprio nessuno, avendo una lega e una federazione che non mi danno affidamento, prima cosa, perché è partito pure un asse, cioè non hai Malquit che lo sposto in alto a destra, non hai proprio nessuno. Giocare con Mertens e Petagna, che già non vuole farli giocare troppo spesso insieme, sbaglia secondo me. Spalletti non la vedo possibile, ma più che altro perché tu non hai proprio nessun uomo per cambiare la partita. Cioè proprio dici, quelli sono, quindi almeno una pallottola te la vuoi tenere, c'è una sola. Però ripeto, ragazzi, siamo al 30, cioè oggi abbiamo avuto una notizia già confermata, quella di confermata, e una che ancora non abbiamo capito, cioè le cose cambiano da 4 ore in 4 ore, da 6. Ma ripeto, io sono
sempre più dispiaciuto, a prescindere dalle giovani generazioni, che sono quelle che io voglio tutelare sempre nella vita, perché sono quelle che dobbiamo formare sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista educativo. Io sono veramente preoccupato perché detto che questo è lo spettacolo che la nostra vuole offrire, sì, perché evidentemente non ve ne frega nulla, cioè, perché alla fine, Valerio, questo è il punto. Voi vi preoccupate della felicità dei tifosi, della felicità a prescindere dal risultato, tanto una sola vince lo scudetto, che gli altri, però della felicità durante il campionato mi pare di no, perché se tu pensi che dobbiamo stare tutte queste settimane, veramente adesso andare a fare la preghiera in chiesa, che non si prenda nessuno il Covid, e apro una parentesi, state notando che gran parte dei giocatori del Napoli che hanno preso il Covid, tranne 1 o 2, se erano già presi. Elmas si era già preso, Fabian si era già preso, Osimhen si era già preso, Insigne non si era preso. Questo è un dato importante, perché quando subentrò questa cosa io scrissi una cosa che non fu pubblicata e ci fu anche una cosa segreta che adesso vi racconto, non dico un litigio, ci fu una divergenza di opinioni sempre molto pagata e educata da parte mia e da uno dei grandi big della televisione che mi ha dato dell'imbecille, perché lui aveva sentito il grande Pinco Pallo eccetera, stavo dicendo cretinate, e quindi disse: redazione, non pubblicate questa cosa, dove io non è che lanciavo moniti, moriremo tutti eccetera, ho detto il caso del Genova è un caso pericoloso perché ci sta insegnando che non è impossibile non prendersi il Covid in una partita di calcio, in un cavolo là. Quindi invece di negarlo dovremmo studiare bene gli effetti per prevenire quello che potrebbe succedere nel futuro. Negarlo è un azzardo. Questo ve lo riassumo veramente, per una volta sono breve il senso dell'articolo, dove io mi appoggiavo anche pure io a delle consulenze di altri medici, tutti medici, ed erano tutti medici pro-vax e per nulla negazionisti, proprio per questo infatti, no? Ecco, noi siamo in queste situazioni dove verti ghebellini e negare varie cose. Oggi ci troviamo invece che la situazione è stata molto peggio di quella portata nell'articolo, e una delle chiavi di lettura è che dovrebbero spiegarci perché dei ragazzi di poco più di 20 anni con un sistema immunitario che è superiore a tutti noi messi insieme, tutti e sei come stiamo, che hanno fasce muscolari che di un cazzotto ti fai male tu alla mano, che sono controllatissimi, hanno test atletici giornalieri incredibili, perché in Italia si allena in maniera diversa che in Inghilterra, infatti si lamentano. Loro è un calcio più intensivo durante la partita, ma durante la settimana si allenano di meno. Parentesi che un giorno apriremo nel canale di Valerio. Tutti, insomma, elementi che sono a favore di questi ragazzi, che sono quasi tutti bivaccinati, perché si stanno prendendo il Covid che c'era già preso quando si era negato che in una partita di pallone, adesso se lo saranno presi in ristorante, quello che vuoi, però c'è una trasmissione anche durante l'allenamento, la partita eccetera, addirittura di chi se l'ha già preso. Sono elementi di considerazione, e io mi stupisco che una Lega che ha interessi di miliardi di euro e che dovrebbe pensare alla felicità di noi tifosi, offrirci uno spettacolo sportivo, equo, trasparente, ma anche piacevole, pare che non se ne freghi niente nessuno di noi, che siamo invece lo principale, perché poi si gioca per i tifosi, altrimenti giocate voi a casa nel campetto privato e nessuno vi vede, e vi date da soli lo stipendio, non è lo scudetto, non è questo il senso dello sport. Guido, la Triestina 20 positivi, mo stavo leggendo l'Atletico Madrid 7, pure Simeone. Ma si va avanti, costi quel che costi, cioè... Prego, Valerio, fai parlare tutti. Chiedere i soldi. Ragazzi, siccome io vorrei avere il dono dell'ubiquità per stare con voi, però il palinsesto di Caffè Napoli scoppia alle 23, abbiamo una live su Instagram, non posso rimanere più. Però vi auguro ovviamente buon fine anno a tutti, un inizio 10 volte migliore per salute e serenità, perché questo virus ci ha fatto capire che i soldi non sono niente, è importante la serenità e la salute, quindi è questa l'unica cosa che mi va di dire, e l'amicizia, e spero, e l'amicizia ovviamente. Spero la prossima volta ovviamente di stare un po' di più, vi chiedo perdono, ma Caffè Napoli non si ferma mai, siamo sempre in attività. Grazie mille a Salvatore. Ciao. Anzi, io te li mando tutti gli amici bellini, perché tra un poco noi chiudiamo e quindi si trasferiranno su Instagram, su Caffè Napoli. Grazie. Grazie ancora Sasi. Un bacione a tutti.
A dopo, sabato. Allora, posso fare una volta io una domanda? Sì, certamente. Poi Noi dopo abbiamo richiesta per l'Osco, dopo. un tifoso giovanissimo. Ai bambini, a parte quelle domande sceme che fanno fuori allo stadio, che sono domande sceme, invece abbiamo un super giovanissimo, uno giovanissimo, tutti e due. Allora dovremmo chiedere cosa gli piace di una partita, cosa guardano di una partita, cosa non gli funziona di una partita, cosa non capiscono di una partita, cosa, io che lavoro nel mondo del cinema, una cosa che è finito, chiedo ai miei studenti, loro ho scoperto che cambierebbero delle cose, quindi mi aspetto che fra qualche anno ci saranno dei film che ti danno la possibilità di cambiare delle cose, perché le nuove generazioni non amano certe svolte e vorrebbero influire narrativamente su questa svolta. Ti anticipo una cosa, quella che secondo me sarà una soluzione narrativa del futuro, te la dico oggi. Cioè il finale a Billy del Topolino. Sì, cose del genere, vedrai che succederanno. Allora, io vorrei chiedere, perché mi interessa, perché altrimenti noi parliamo di Vinicio, ripeto sempre, grandissimo uomo, grandissimo campione. Basta! Noi abbiamo giovani generazioni e dobbiamo capire cosa gli piace, cosa non gli piace, cosa cambierebbero, cosa non capiscono, cosa li irrita, perché loro sono uguali a noi, paritari a noi. Non è che io sono più importante e sono più bravo solo perché ho fatto 50 anni. Anzi, quindi da tutte e due, prima uno poi l'altro, avete totalmente libertà di espressione senza vergognarvi con i vostri termini, perché siete importanti, ci dovete aiutare a capire. Per me è uguale, chi incomincia? Vai, comincia tu prima, dai. Vabbè. Allora, una cosa che mi piace in una partita è una partita tra la partita per me per eccellenza in questi anni è Manchester City Liverpool. Io quando c'è Manchester City Liverpool impazzisco, perché sono due allenatori forti che giocano bene a calcio, che fanno giocare bene a calcio le loro squadre, due allenatori con personalità e giocatori fortissimi. E per me quella è la partita. Per me è spettacolo. Per me la partita è spettacolo. Anche due identità forti, Valerio, e quindi abbiamo, poi facciamo subito rispondere al nostro amico, abbiamo già una prima risposta rivoluzionaria che manda a monte tutta la retorica della costo, della maglietta, del territorio, della retorica, e addirittura mette come al centro dell'attenzione quello che dicevo io, no? Poi il cuore, cioè qual è il cuore dell'attenzione? La partita. Vabbè, detto, e tu hai creato non un'identità territoriale, ma un'identità sportiva, perché per lui, per Mario, quella è la partita, perché lì vede il calcio, tutto il resto è un po' meno. E quindi per lui il suo metodo di paragone, come funziona per qualunque cosa, un quadro, l'arte, una canzone, quello è lo zenith, e io quindi quando paragono qualcosa la paragono a questa. Quindi questa risposta è già in controtendenza a tutte le cretinate che poi dobbiamo sentire nelle trasmissioni. Che non significa che è sbagliato o giusto, perché non esiste un sbagliato, perché una persona può non essere legato a un territorio e non dobbiamo dire tu sei nato lì, non devi là, perché la passione è personale, o comunque il gusto, o comunque la scelta di dover passare un'ora e mezza. Quindi come la mettiamo? La mettiamo che avete sbagliato, la mettiamo che ogni persona è portatore di un suo interesse, un suo gusto, e semmai abbiamo sbagliato a essere presuntuosi, a fare tutto in misura del nostro vecchio modo di raccontare e analizzare il calcio. Mi metto pure io, anche se non c'è. Seconda risposta, perché vogliamo sentire pure un ragazzo parlando. Vai, a parole tue, senza vergogna. Allora, io cambierei del calcio solo delle cose. Allora, il calcio come lo vedo da adesso c'è solo una squadra che governa e non sa governare, come il PSG, che c'ha Messi, Mbappé e Neymar e tutta gente, Donnarumma, c'ha Sergio Ramos, c'ha un sacco di campioni, però che non li sa utilizzare. Se li sapesse utilizzare vincerebbe Coppa dei Campioni, farebbe triplete, vincerebbe pure la Supercoppa, vincerebbe tutto.
se una partita sta perdendo 3-0 al 70° la potrebbe recuperare, non come altre squadre che quando tipo il Napoli sta perdendo 3-0 e stiamo al 70°, molto probabilmente quella partita è persa. Il Napoli ha fatto già un sacco di rimonte, però casuali, cioè non vengono spesso. Tipo una rimonta che mi ricordo molto bene è stata quella contro il Milan nel 2018 e poi abbiamo rimontato 3-2 all'80°. Quelle sono belle vedere. Sì, infatti. Te lo Poi, dici in Forza Napoli? No, fallo continuare a parlare. Lascialo parlare, perché poi c'è da fare delle Alla osservazioni. Possiamo chiudere tutto, Valerio, dopo una risposta del genere. Io lascio le chiavi a questi due qua. Continua perché mi interessa. Due squadre che ammiro molto della Serie A sono due squadre che non sono al panorama europeo come tipo il Napoli, la Lazio, Juve. Sono due, sono Udinese, che gioca un calcio non troppo bello, però comunque lotta fino alla fine, ce la fa come ha fatto contro la Juve che stava perdendo 2-0 e alla fine ha rimontato. E poi ammiro molto il Sassuolo, che ha dei giocatori che possono comunque rendere, ma li usa pure bene, peccato che non potrebbe andare tipo in Conference League, una competizione europea alla sua portata. Peccato veramente. Perché non può andare in competizione? No, perché comunque ci sono 7-8 squadre. Devono andare per forza quelle 7-8. 7-8, tra cui Lazio, Roma, tutte. E allora, tipo io quando vado giù sotto casa mia c'è un bar dove ci sono 3 stemmi. Lo stemma in cos'era? Dei quadri tipo con Juve incorniciato, sì, con Juve, Inter e Milan. Le solite 3. Non ci andare più. No. Valerio, non ci siamo mai andati noi, mai. Possiamo fare molte osservazioni purtroppo. Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a queste due anime meravigliose per la loro grande proprietà di linguaggio, che questo fa ben pensare agli studi che fanno. Di nuovo possiamo buttare alle ortiche tutto quello che viene raccontato, perché che invece sentiamo soprattutto da chi ha molti anni, no? I top player, dobbiamo toccare questo analista, perché ormai lo dobbiamo anche lui promuovere, analista. Che cosa ci dice? Ma come? Il Paris Saint-Germain c'ha tutti quei campioni, quindi come funziona la retorica delle figurine, quella che qualcuno di là dice qua si comprano le figurine, non funziona il calcio con le figurine che tu ti prendi, allora mi prendo Sergio Ramos, Donnarumma, Messi e vinco tutto. Ma la cosa interessante secondo me, la prima, che questi ragazzi sono preparati. Probabilmente negli anni nostri non avevamo la conoscenza, anche perché adesso ci sono mezzi tecnologici che favoriscono dei nomi di un calcio così internazionale, e questo li fa capire di quanto sono attenti, aperti, hanno una buona memoria, una grande capacità di attenzione. La seconda considerazione è che sono curiosi, che butta le ortiche tutto il fatto che è una generazione passiva, senza stimoli, cretinate, io lo so. Semmai a volte sono determinati personaggi insegnanti che sono stanchi e non hanno lo stesso mood di una generazione che è più propensa ad altri tipi di ragionamenti. C'è un ricambio generazionale che è anche tecnologico, dobbiamo accettarlo, ma quella più importante che entrambi hanno detto, che loro cercano emozioni, non si fanno infinocchiare, perché a me interessa molto sentire, perciò ho detto sentitevi liberi. A un certo punto tu senti nominare l'Udinese, non dobbiamo sfottere, ma se un bambino comunque ha l'interesse di guardare l'Udinese e quindi sentiresti quello là, ma che la guardia fa sfiga e apprezza delle cose, chi ti autorizza a avere più diritto? No, infatti non esiste un diritto di darci una classifica che un tifoso del Napoli è superiore a uno della Roma, della Lazio, cioè,
è il suo modo di essere veramente tifoso, semmai, che dice che uno che è veramente tifoso, che non è che un tifoso del Napoli è mai superiore di nessuno, mi spiace dirlo questa cosa, perché ci sono dei tifosi all'acqua di rose, eccetera. Però ho detto, i ragazzi notano cose che casomai chi sia un po' chiuso in uno sguardo miope non nota più, ma nota delle cose che stiamo rovinando, perché è molto triste, chiudo, la sconfitta di sentirmi dire, ed è vero, cioè, è un grande segno di onestà e maturità di questo, di tuo figlio, ti devo dire, peccato che non possa andare in National League, lo sa lui, cioè lui non dice le 7 sorelle, cose, dice peccato, ed è peccato perché anche se lui non è tifoso del Sassuolo, vedi quanto è importante quello che ha detto, comunque riconosce la importanza sportiva di una squadra di poter raggiungere determinati obiettivi, anche se quello è un obiettivo che qualcuno manco definisce coppetta, come la Coppa Italia. Bravo, è un obiettivo, bravo. Perché è un obiettivo. Bravo. Quindi vedi, chiaramente abbiamo analizzato solo 2 splendidi tifosi, non fanno un campione, lo voglio chiarire chi si collega qua, però intanto sono 2 ragazzi, 2 giovani adolescenti, diciamo, che ci hanno dato risposte totalmente diverse da quella che la narrazione comune impone. Domandiamoci perché ci danno queste risposte, intanto ce le prendiamo, le custodiamo nel nostro cuore, ci aiutano a far capire delle cose. A questo punto il famoso articolo che scrissi sul 100 Paradiso non era tanto campato d'aria, di crearlo come questo veicolo culturale e sportivo di incontri, e sarebbe vincente in questo, perché immaginati tutti loro seduti con anche un Francesco Totti che viene durante la partita, no, il weekend di Napoli-Roma, e racconta la sua esperienza, viene Karim Abdul-Jabbar, racconta la sua esperienza, viene un giornalista e ti racconta come si racconta lo squarto, scusate la ripetizione della parola. Immagina quanto sarebbe dirompente avere un centro polivalente del genere che è rivolto a loro, non come autoreferenzialismo, quando siamo bravi, siamo in Napoli, ma come veicolo per far passare messaggi molto importanti di cultura sportiva, di integrazione, ma anche di rilancio di un settore. Loro sono la forma che potrebbe rilanciare questo settore, ma la preoccupazione è che non viene rilanciato perché non lo si voglia rilanciare, perché in realtà la base, che la base sono loro sono il futuro, vorrebbe un calcio diverso. Vorrebbe un calcio diverso. Intanto ringrazio tutti e 2. È preoccupante che già abbiano perso, nel caso di mio figlio, noto che già ha perso il disincanto, no? Cioè la possibilità di in qualche modo dare speranza a qualsiasi evenienza, ed è questa che già manca. Il Sassuolo che non può lottare, perché non può lottare, così come il Napoli che quasi... Perché perde partite inutili? Sembra già abbiano capito che è scritto molto, è già scritto in gran parte, no? Un bambino non solo non è intelligente, perché in realtà tu sei molto intelligente, tant'è vero che se tu da piccolo impari 4-5 lingue, le impari più facilmente, no, che da adulto, ha semplicemente meno anni, meno esperienza, quindi ha vissuto di meno, ancora non ha letto casomai la critica della Long John pura, ci sta pure. Però l'atto di presunzione che si fa anche quando ci si rivolge ai bambini, che li si considera bambini, no, è molto grave che invece un fanciullo già non si fa prendere in giro, lui dice no, il Sassuolo non può vincere, ma perché ti devo sta a credere, quando invece colleghi e noi dobbiamo raccontarci, cioè, io ho letto ieri un ex direttore di una testata sportiva, il Napoli può vincere ancora lo scudetto. Mi fermo qui perché poi se sembro antipatico contro un collega, ma non è serio. Cioè, quanti punti deve fare il Napoli? 52 nel giorno di ritorno? Non li ha mai fatti, non il Napoli, ha fatti una sola squadra una sola volta, 52 punti. Prego, allora, vuole dire un'altra cosa? Cioè sì, voglio ridare la parola io non so nemmeno il nome, non me lo ricordo, ma tu me lo dici. Ripeti? Leonardo, voglio ridare la parola a Leonardo
Poi apro di nuovo il microfono a Fabio, abbi pazienza Fabio, c'erano un pochino di rumori così, e poi chiudiamo. Sapete perché la chiudiamo? Perché se riesco a tenerla breve è capace che se la rivedono in più persone. Questa live è uno dei video più belli che siano mai stati fatti su YouTube. Io sono orgogliosissimo di tutti i commenti che stanno arrivando, sono troppo contento, quindi ringrazio veramente tutti. Ridò la parola a Leonardo. Ok, volevo solo aggiungere due cose, che la prima è che mi ero dimenticato una squadra di Serie A che comunque, come ho detto, che il Sassuolo non può vincere, cioè non può arrivare ai livelli alti, però potrà arrivare nei prossimi anni, perché comunque c'è dei giovani come tipo Raspadori, Scamacca, o che possono crescere. Infatti abbiamo visto che bel gol che ha fatto che Scamacca ci ha fatto un bellissimo gol contro il Napoli, che contro il Milan ha fatto un sacco di bei gol. Il Verona, io dico che è una squadra che può lottare per la Conference League, perché questo Verona, come il Sassuolo, perdono partite inutili, tipo il Sassuolo, faccio un esempio. Il Sassuolo mi pare che ha comunque perso. lui è malato del calcio, non so se avete notato. È straordinario. Lui è malato del calcio, lui guarda qualsiasi cosa. E due giocatori che ammiravo, giocatori, uno che ammiro e uno che ammiravo. Uno che ammiravo era Verdi quando era al Bologna, che poi infatti l'ho preso il Napoli e niente più. Fai parlare anche te. No, volevo solo dire un'ultima cosa. Vai, dici, chiudi Leonardo, va benissimo. Un altro giocatore che ammiro, perché penso che deve giocare di più proprio, è Foden del City. Capisci? Io impazzisco. Allora, do il benvenuto al Falco con Rita Pavone. Ciao a tutti. Bevo. Bevi. Ma quanto è bellino. Ciao. No. Abbiamo Mario e Leonardo, due bellini. Noi parlavamo di quello della Roma, ti ricordi Rita, che era bellissimo. Noi ce li abbiamo, è come se ce li abbiamo. Io devo lasciare le chiavi, io lascio le chiavi, basta, cioè veramente basta. Ringrazio Losco e il piccolo Leonardo, grazie mille ragazzi. E tanti auguri di buon anno a tutti gli amici bellini che non vedo. Grazie mille Losco. Ringrazio Mario, una nuova leva che è straordinaria. Mario. Sei pure tu? Mi era un attimo. Grazie a voi, anzi, un bacio e auguri a tutti. Grazie mille Marietto. Ridò il microfono a Fabietto, se ce la faccio. Ragazzi, volevo salutarvi e farvi gli auguri perché qua c'era un rumore a non finire, ovviamente sai dove lavoro, quindi non si capisce niente. Saluto Rita, ovviamente, che a quest'ora viene tu, è venuto tardi. Un abbraccio a Guido, che ce l'ho qua sopra, come lo vedo nel telefono. Comunque sono rimasto, ho detto chapeau, veramente chapeau, sono rimasto incantato ascoltando sia Leonardo che Mario. Magari fossero tutti così, ragazzi, magari. Che meraviglia. Grazie Fabio, ci sentiamo. Vi voglio bene. Anche io. Ciao Fabio. Ciao, Fabio. Signori miei, che trio. Non c'è male proprio. Io ringrazio anche in extremis, che sono troppo contento che ce l'hai fatta. Rita, come stai? Abbastanza bene. Diciamo questo, che per il prossimo anno sicuramente mi sono vestita di bianco, perché abbiamo tutti bisogno di un po' di serenità, e piuttosto che buoni propositi, come giustamente mi diceva Guido oggi, perché noi ogni tanto ci sentiamo, vorrei non fare auguri, ma quantomeno entrare in un qualcosa di, come posso dire, di
dobbiamo stare sereni, dobbiamo comunque stare sereni, portare un po' di pazienza e soprattutto io ti dico dal profondo del cuore di Rita Pavone, grazie per la compagnia che ci fai, del servizio che tu offri. È passato un anno, passato un anno abbondante, hai costruito tantissimo, voi non potete immaginare, spettatori bellini, quanto lavoro ci possa essere dietro e quanto veramente noi non contiamo nulla rispetto a quanto fa Valerio per noi. Non dorme, deve montare i video, la stessa cosa per Guido, quindi vi consiglio, ecco, forse è un buon proposito che farebbe, vi arricchirebbe a tutti voi, iscrivervi al canale sempre di Valerio e anche al canale di Guido Gentile Piano Sequenza. Valerio è più mi sento tra due avvocati praticamente, l'avvocato dello sport e l'avvocato del cinema. Comunque grazie, ti ripeto nuovamente, grazie Valerio, perché comunque ci fai compagnia, ci hai fatto compagnia e continuerai a farci compagnia, sempre con tanta qualità, tanta competenza. Ho sempre detto, venendo anch'io dalla radio, che tu hai quel ritmo bello, deciso, ma soprattutto si vede che sei una persona pulita. Si vede, si nota che sei una persona veramente pulita e lo dico io, non voglio fare sviolinate, è veramente così come lo vedete. Quindi ti auguro di poter, oltre che stare su questo canale, di aprirne degli altri e chissà magari di andare nel vecchio tubo, non nel nuovo tubo, nel vecchio tubo a dire la tua, sotto tutti i punti di vista, sia musicalmente che calcisticamente. E poi un abbraccio fortissimo. E se vuoi ci sono gli struffoli che mi hanno portato da Napoli. Cattiva. Perché non sanno che io sono per metà napoletana, quindi un abbraccio a tutti quanti voi, ma in tutto il mondo, a tutti i napoletani del mondo. Un abbraccio fortissimo e un buon anno. Grazie infinite, Rita. Grazie a te. Ciao, ringrazio. Ciao. Valerio, nel ringraziarti io volevo dirti solo una cosa breve. Io non so, un po' lo so, diciamo, però non voglio dire dove finirà il Napoli, lasciamo il dubbio l'anno prossimo. Di sicuro, diciamo, non abbiamo nessun potere, non possiamo influire minimamente, questo l'ho detto più volte scherzando, non scherzando. Invece stasera ne abbiamo avuto una piccola ma importante dimostrazione. Tu puoi influire e sentirsi dire, sinceramente mi imbarazzo un po' da un ragazzino, mi hai cambiato la vita, il modo di vedere il calcio, spero il meglio, da quello che ho capito sì. Ecco, però noi sappiamo dove può finire il tuo canale da qui a un anno, perché dipende da te, da tutti i collaboratori, da Rita, da Fabio, da tutte le persone, ogni tanto quando dico cretinate io, e lì invece siamo padroni, quando dico sì, padroni del nostro destino, lì siamo padroni del nostro destino. E la chiacchierata di stasera è veramente una forza di entusiasmo, di bellezza, di pulizia. Questi due ragazzini hanno parlato bene in italiano, senza nessuna, non dico parolacce, ma proprio, sai, quelle manifestazioni un po' accese, no, contro i giocatori, e ti fa capire che ci sono tante cose sbagliate, non qui ovviamente, e quindi è un bellissimo, secondo me, messaggio di entusiasmo. Si può far meglio, ma la cosa bella è questa, mi rasserena, mi rincuora, che fortunatamente dipende da te, dipende da Vita, dipende un pochino da me, dipende da noi, e non siamo soggetti a nessuno, non ci devono stare un'informazione libera, bella e libera. Sì, ma anche fruttuosa, perché dopo un anno tu vedi questi risultati, cioè vedi gente, ma già durante le dirette, che ormai non viene manco più a insultare quando uno ha perso, viene gente che vuole fare domande, viene gente che vuole capire, viene gente che dice non voglio essere più preso per i fondelli, e che non solo ne è gente che vuole copiare anche, gente che vuole copiare. Quello è bruttissimo, però è che vuole un calcio migliore, Noi glielo possiamo dare un modo di guardare il calcio migliore, attenzione, Guido Gentile non può dare a nessuno un calcio migliore, perché non è nessuno nella vita, e manco Valerio purtroppo dà, però noi possiamo contribuire a raccontare un calcio migliore
e a diminuire la percentuale di violenza e maleducazione. Quello sì, lo possiamo fare, lo faremo. Ed è bello vedere che ci sono soprattutto i bambini che recepiscono questi messaggi e che vanno avanti per la loro strada e che sono informatissimi, cari colleghi, sono informatissimi e non sparano 3.700 nomi tutti sbagliati. The Champions, ce lo dici fino alla fine? The Champions? No. Allora, il mio veramente augurio a tutti, il mio ringraziamento per avermi sopportato, un abbraccio ai viandanti. Valerio, devi accogliere anche i viandanti, perché siamo buoni cristiani, alle amiche belline, no, perché qualcuno ha scritto un articolo ai passanti. Che cazzo, non si fanno fare. Allora io aiuto. È la cosa più bella del mondo. Io sono un uomo fortunato, grazie Falco. Ti bacio forte. Siamo noi fortunati. Grazie mille, grazie Guido Gentile. Signori miei, signore mie, amici passanti e viandanti e tutti quelli che devono insomma fare le cose loro, io veramente non ho più parole, veramente la lascio breve un po' perché devo andare a lavorare e un po' perché vorrei che la vedessero in tanti questa live, perché abbiamo proprio stabilito delle cose, le abbiamo stabilite e non le ho stabilite io. Non le ho stabilite assolutamente io, le avete stabilite voi e non accetto che sia presa come una sviolinata, perché non lo accetto. L'avete visto con i vostri occhi, avete visto con i vostri occhi le persone dietro ai commenti, la voglia di capire, di analizzare, del bello. E richiamo, vi ricordo la mia richiesta, il mio appello dall'idea di Guido. Su questa live, adesso che finisce, voglio commenti sul momento più bello del 2021. Ne abbiamo parlato un pochino in live, vi potete fare ispirare, io poi cercherò di racchiudere tutto il possibile irracchiudibile. Io avevo preparato una cosa che però non ho dovuto usare. Questa qua ce la conserviamo come se fosse un TVB per il futuro. Non l'ho dovuta usare e vi spiego il perché. Guardate un attimo. Ma quando è che avete cominciato ad essere così deludenti? Perché siete così assertivi? Cioè, questo passaggio dal film è stata la mano di Dio. Ma perché siete così assertivi? Io me lo conservo per quando capiterà qualcuno di passaggio che verrà a dire qualche cosa di assertivo, di definitivo, di ghigliottinesco. E noi non siamo così. Quindi io me lo conservo, sta qua. Quando poi, nel caso servirà, lo utilizzeremo. Nel frattempo io vi auguro un'ottima fine di 2021, un miglior, se possibile, inizio del 2022. Forza Napoli sempre, vi voglio bene, veramente, non è una cosa così, veramente, perché poi rischio di commuovermi e quindi sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini, i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel